spento il sole, chi l'ha spento sei tu. Da quando un altro dal mio cuore ti rubò, innamorare non mi voglio mai più, le notti sono tutte blu, sul caldo mare che ci ha fatto incontrare, un vento gelido mi porta il dolore, la bianca luna che ci ha fatto sognare si è spenta come il sole d'oro, nell'ombra la vita, nel silenzio di tanti ricordi, pur se l'estate è finita, t'amo ancora. Si è spento il sole, chi l'ha spento sei tu, da quando un altro dal mio cuore ti rubò, innamorare non mi voglio mai più e nessun'altra cercherò, io cercherò. Nell'ombra la vita, nel silenzio di tanti ricordi, pur se l'estate è finita, t'amo ancora. Si è spento il sole, chi l'ha spento sei tu, da quando un altro dal mio cuore ti rubò, innamorare non mi voglio mai più e nessun'altra cercherò, io cercherò, amare un'altra non potrò, amare un'altra non potrò. E in effetti amare un'altra non potrò, perché uccidono queste donne. Anche ieri avete sentito, ne hanno trovato un'altra. Sembra che sia quella ragazza scomparsa che la madre disperatamente cercava. Adesso vedremo gli esiti. Certo che se non fermano questi uomini e soprattutto non riescono a capire l'importanza di investire sulla sicurezza di noi donne, non ne vediamo fuori, non c'è niente da fare. Però devono investire anche, a mio avviso, sulla sicurezza dei cittadini. Altro che pista da bob e ponte di Messina. Ieri ho sentito un imprenditore calabrese che è stato minacciato, ma in maniera anche pesante, che ha detto: io non me ne andrò, i miei figli hanno deciso di rimanere qui in Calabria. Sto parlando del re del tonno, il signor Calippo. E ha detto: nella zona industriale, dove io ho anche dei magazzini, ci sono 8 telecamere, non ce n'è una che funzioni. Io vorrei capire e sapere perché non funzionano, o se qualcuno non vuole farle funzionare. E poi parliamo del ponte di Messina, che è tutto liscio, tutto bello, tutto pulito, non ci sono le mafie, non c'è niente, affari, appalti alla grande, abbiamo visto cosa è successo. Forse se dessero delle risposte più immediate su quello che serve veramente al territorio e ai cittadini sarebbe molto meglio, perché saremo anche stanchi di questi politici che decidono sulla nostra pelle con i nostri soldi e fanno quello che vogliono. Ne parleremo questa mattina, che è collegato con noi da Agna, che è un pezzo che non lo sentiamo, Gianluca Piva, sindaco di Agna, secondo mandato civica. Buongiorno sindaco. Salve, buongiorno Mirella, buongiorno. Come sta sindaco? Un po' acciaccato, mali di stagione, quello purtroppo. Penso come un po' tutti purtroppo sto periodo qua
Funziona sì. così, funziona così. Saluto anche collegato da me Roberto Martano, responsabile rifugi EMPA, Internazionale Protezione Animali, questi animali meravigliosi, Buongiorno. proprio gli amici dell'uomo. Buongiorno Martano, grazie Buongiorno. di essere qui. Allora io inizierei proprio dal sindaco Piva, in base anche a come ho aperto la trasmissione, cosa ne pensa, queste montagne di soldi dirottate non per il territorio, quello che serve al cittadino, anche a voi sindaci che siete pochi ascoltati, con pochi soldi, ma quello che invece decidono di fare qualcuno perché ha il potere. Prego sindaco. Mirella, è un argomento delicato, importante e a volte sembra anche incomprensibile ai più, nel senso che certe opere di grandi dimensioni, cosiddette grandi opere, sembra quasi diventi difficile da capire o da giustificare. Adesso io non entro nel merito del ponte di Messina, ho visto qualche diciamo, articolo, qualche valutazione in cui si dice che l'opera sia già superata, nel senso che una progettualità in qualche maniera già superata. Dopodiché chi decide di fare questi investimenti avrà anche le proprie buone ragioni. È vero che effettivamente ci sarebbe bisogno di più risorse per i comuni, perché i comuni, tutti i comuni, i comuni in Italia sappiamo che sono 8.000, ma tanti comuni di questi 8.000 sono piccoli, che vuol dire dai 5.000 abitanti in giù. Avremo bisogno di qualche aiuto in più per poter realizzare delle opere anche semplici nel proprio territorio. Faccio l'esempio a casa nostra qui ad Agna, non so, una riqualificazione dei marciapiedi del centro che richiede un 500-600 mila euro, non è una cosa così semplice per un comune da mettere a bilancio e trovare le risorse. Chiaro che ci sono dei bandi della provincia, della regione, dei bandi ministeriali, però solitamente quelli diciamo ministeriali, quelli legati allo Stato, è molto complicato portare a casa le risorse da Roma. È più facile insomma. Se uno struttura bene il bando, il progetto, è più facile che l'aiuto possa arrivare dalla provincia e dalla regione, ma effettivamente noi quando abbiamo partecipato a dei bandi statali non abbiamo avuto sempre gran fortuna per una serie di valutazioni, criteri, variabili che mettono in campo i comuni. Avremo bisogno di un aiuto più consistente, questo sì, soprattutto in questa fase in cui i comuni stanno invecchiando. Parlo delle infrastrutture, Mirella, non entro nell'ambito del sociale o di altri servizi del comune, ma le infrastrutture comunali stanno invecchiando, quindi strade stanno invecchiando, i marciapiedi stanno invecchiando, le piazze stanno invecchiando. Ci sarebbe bisogno sicuramente di maggiore attenzione. Speriamo che questo governo che sta lavorando insomma, si metta una mano nel cuore e ci dia più linfa. Sindaco, l'altro giorno parlavo col sindaco di Cologna Veneta, che non è né per l'unione né per la fusione dei comuni, perché dice non portano a niente, non è giusto, mentre avevo il sindaco di San Polo di Piave invece che non era d'accordo e dice no, invece serve fondersi, unirsi, perché con le risorse che abbiamo, se no non ce la facciamo e dobbiamo fare squadra. Lei da che parte sta? Allora, io sto dalla parte delle forme associative, nel senso che, Mirella, da soli, soprattutto i comuni, ripeto, di taglia piccola, se posso usare questo termine, non hanno tanto futuro, qualche anno. È anche vero che nella nostra zona avevamo fatto un'esperienza di unione dei comuni, si chiamava Unione dei Comuni del Conselvano, purtroppo è naufragata qualche anno fa, circa 10 anni fa, nel 2015 se non ricordo male, ma ciò non toglie che dagli errori commessi del passato si possa strutturare qualcosa per evitare quegli errori. Io credo che per i comuni fino ai 5.000 abitanti sia necessario trovare una forma associativa, che sia un'unione, che sia una fusione. Io vedo le fusioni che sono passate qua in zona da noi,
tipo quella di Borgo Veneto, dove c'era Saletto, Megliadino, insomma c'erano dei comuni, Santa Margherita d'Adige. Vedo che il comune adesso funziona ed è un comune che arriva a quasi 8.000 abitanti, funziona bene, hanno avuto anche delle risorse aggiuntive, e io conosco il sindaco, vedo che insomma sono contenti che il territorio non è trascurato, non c'è nessuna parte del territorio che viene trascurata. Quindi lo vedo come un processo inevitabile, il fatto di dover trovare, che sia una forma associativa più blanda, che sia un'unione dei comuni o che sia una fusione, perché va a scalare. Credo non ci siano alternative. Ecco, io la penso come lei, perché l'unione fa squadra, perché se no assolutamente la squadra non si fa, e come dice lei, con gli aiuti che vi arrivano, specialmente nei piccoli comuni, ma hanno problemi anche i grandi comuni, non solo i piccoli, tanto è vero che qualcuno ha aumentato anche l'IRPEF, perché sennò non riescono a gestire la situazione. Ci sarebbe molto da pensare, ma che cosa pensano i politici a Roma, anche in questo governo? Io penso che la Premier Meloni abbia anche delle buone idee e cerchi di dare molto, ma ai nemici in casa, appena gira l'angolo, trac, arriva qualcosa che non va bene. Io veramente penso che quegli attacchi che ha avuto, poveretta, siano anche dallo stress che subisce, perché non è facile gestire quella squadra che ha messo in piedi. Allora sentiamo anche cosa pensa Roberto Martano, invece, queste associazioni, queste che stanno cercando di dare risposte alla comunità, che cercano di aiutare la comunità anche con un bene prezioso che sono i nostri animali. Prego Martano, anche come commenta quello che ha detto il sindaco Roberto Gianluca Piva di Agna, prego. Guardi, il problema delle associazioni, che di fatto poi spesso, come facciamo noi nei nostri rifugi, lavorano insieme alle amministrazioni comunali, sono sostanzialmente problemi analoghi. E tant'è vero che per esempio sul fronte della gestione degli animali i comuni tendono a lavorare insieme. Noi sostanzialmente gestiamo sempre gruppi di comuni. Questo cosa permette? Permette ai comuni di ottimizzare quella piccolissima spesa che loro danno alle associazioni sotto forma di contributo. In cambio le associazioni svolgono un servizio di accoglienza, cura e poi anche affidamento degli animali, e questo permette di garantire ai comuni un servizio che per legge loro dovrebbero svolgere da soli, ma come sappiamo in Italia tantissime attività vengono svolte dal terzo settore, quindi dal volontariato, in sostituzione dei comuni, e l'organizzazione, l'organizzarsi diciamo in piccoli gruppi, in piccoli consorzi, permette a piccole realtà, come sono per esempio quelle anche venete, di offrire comunque un servizio. Dall'altro lato, per esempio, noi ci occupiamo anche del canile del Comune di Venezia. Il Comune di Venezia è un comune che ha altri tipi di dimensioni e quindi riesce a gestire e anche soprattutto a realizzare una struttura in autonomia. Per i piccoli comuni è un problema difficoltoso. Io mi rendo conto quando spesso i sindaci ci dicono: quasi non abbiamo i soldi per occuparci delle persone, figuratevi voi per gli animali. È anche vero che dietro a un problema di animali ci sono sempre delle persone, nel senso che dietro a un anziano che va in casa di riposo c'è un cane che ha bisogno di essere accolto, dietro a uno sfratto o uno sgombero ci sono degli animali che vivevano in quella casa, e se i proprietari non possono portarli con loro devono essere accolti in una struttura. Quindi le difficoltà che vivono i sindaci sono quelle che poi si ribaltano anche sulle associazioni, ma non solo noi, tutte le associazioni che nei territori si occupano di servizi a carattere diciamo sociale o direttamente collegate alle persone o per gli animali, come diceva lei. Gli animali ormai fanno parte delle famiglie, sappiamo che in Italia la stragrande maggioranza delle famiglie hanno in casa un cane o un gatto e di conseguenza la situazione viaggia in parallelo tra le due realtà, quella umana e quella degli animali. Grazie Martano per queste parole. Io credo veramente che se i sindaci avessero la possibilità, non tutti ma una buona parte, aiuterebbero veramente. Il problema è che hanno una coperta corta e quei problemi che ci sono, capite anche voi, ecco la difficoltà che danno anche voce alle risorse, perché non ci sono, non c'è niente da fare. Ecco, sentiamo delle cose pazzesche anche su stipendi
stipendi pazzeschi su cose inverosimili che non riusciamo neanche a capire dove vorrà andare a parare la politica, ma non sono quelli che serviranno a salvare l'Italia, ma intanto cominciamo a mettere tutti i politici a 3-4 mila euro che sono super pagati, e forse i sindaci che sono sul territorio in prima linea forse sarebbero quelli più da pagare, anche perché sono responsabili della salute dei cittadini. Qua tutto l'incontrario, chi che non fa niente c'ha una montagna di skate, chi che lavora non c'ha niente. Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Giustamente come dice il sindaco, i paesetti dovrebbero riunirsi e lavorare insieme per portare a casa tanti soldi e mettersi a posto il territorio, perché Salvini, il signor Salvini, che va in cerca di fare il ponte di Messina, invece in marciapiede anche qua a Mestre, che non ti cammini neanche, la gente si colpa e devi cercare il ponte di Messina, per il mondo di Dio, io farà, perché se è giusto fare anche quello, ma quando che ti dà? Perché se ti dà una gamba rotta, ti compri la bicicletta al figlio che sia rotta o un bastone? Io comprai il bastone o no? E ora, degli soldi questi sindaci, che io li spende, e ben anche, perché un sindaco lo fa per passione, non è un politico, è un politico però è un bene ai suoi cittadini, perché non so neanche come si fa, perché quello che fa, il ciapa una miseria, un deputato che si senta su una carriera, il ciapa 10 volte di più, ed è non sbagliare, ancora di più, e dopo ti dico una roba su Venezia, a Venezia 2000 case chiuse del comune e dell'Ater, 1800 case sia a Mestre e altre 200 a Marghera. Io preferisco fare il bosco dello sport, va bene, è il bosco dello sport che viene a pagamento, invece che mettere a posto le case che costavano 90 milioni di euro. Ma dopo i veneziani stavano a Venezia, i veneziani scappano a Venezia, perché le case costano tanto. Dopo 80 anni mi sono veneziano e sono nato a Rialto, pensa qui. Le case che ne capisco bene perché gli vendeva, una volta io dai Rinaldo, se no femo lunga. Mirella, ti saluto, va bene. Grazie Rinaldo, abbiamo sentito le riflessioni di Rinaldo, il numero 1 al mattino a Sveglia Veneti. Adesso andiamo a vedere invece quello che fa Martano, andiamo a vedere questo video dell'ENPA, molto bello e molto importante. Andiamo a vedere e poi commentiamo.
Allora, Sindaco Piva, guardando questo video che ha portato Roberto Martano, responsabile ENPA, cosa fa capire? Fa capire l'amore, le regole, soprattutto, e sono investimenti importanti, perché mi sembra che qua ognuno esce di casa e si fa le proprie regole, quello che vuole. Abbiamo visto anche nello sport cosa è successo, abbiamo visto nei centri storici pochi ragazzini che tengono in pugno sindaci, comunità. Forse se li avvicinassimo di più, investissimo di più in queste realtà, forse avremo anche meno ragazzini che si permettono di fare quello che fanno. Cosa dice, Sindaco? Sì, beh, vedendo il servizio non possiamo che dire intanto un grande grazie a tutto questo mondo fatto gran parte di volontari. L'associazione, stiamo parlando adesso dell'ENPA, però è un mondo, diciamo, di organizzazioni che sono fondamentali, determinanti, essenziali per tutta la collettività, la comunità, quindi non solo per questi animali e per la gestione dei canili, ma per tutta anche per un'amministrazione, perché l'amministrazione, come diceva prima il responsabile collegato, le amministrazioni si appoggiano e collaborano nella gestione anche dei trovatelli degli animali. Per esempio noi siamo con il canile di Monselice e non c'è solo il comune di Anghe, sono altri comuni. Abbiamo bisogno di gestire insieme, perché ogni singolo comune non avrebbe mai le risorse, le possibilità per allestire e poi mantenere una struttura dove collocare questi cani abbandonati o comunque trovati per strada, poveri, aggiungo anche questo, perché alla fine se uno non è mai stato in un canile, insomma, non si rende neanche conto della situazione. Chiaro che meglio è il canile, più è ben gestito, più è l'attrezzatura, la struttura all'avanguardia, meglio è, però sempre un canile, quindi se qualcuno può adotti, io l'ho fatto, ho una cagnolina da diversi anni, presa comunque tramite un'associazione come l'ENPA. È chiaro che le risorse ce ne vorrebbero molte di più, perché le strutture, ripeto, per mantenerle costano e costano anche tanto, e sicuramente il nostro responsabile ce lo può dire e confermare, e sono, come ho detto prima, essenziali per non solo, cioè per tutta la collettività, ma molto importante anche per le nostre amministrazioni. Allora, Martano, quello che però è importante far capire è che anche il mondo dei ragazzi si avvicina molto a queste tematiche, tanto è vero che i giovani li troviamo sulle vostre associazioni, nell'ambiente, negli animali, perché si fidano di più, non si fidano degli altri ma si fidano di voi. Ecco, sta aumentando questo numero di volontari giovani, cosa sta vedendo lei? Guardi, allora noi abbiamo un ottimo, bellissimo gruppo di volontari, sia nel rifugio di Mira sia nel rifugio di Venezia. Sicuramente quello che io noto è che con il passare del tempo, soprattutto i molto giovani, hanno un po' più di difficoltà ad avvicinarsi al volontariato in generale. È anche vero che quelli che si avvicinano, e poi il nostro peraltro è un volontariato faticoso, non è un volontariato, come dire, così saltuario. I nostri volontari hanno un impegno settimanale di almeno mezza giornata, è un lavoro fisico. Quindi, come posso dire, io dividerei un po' in due mondi la realtà. C'è chi si avvicina alla nostra come ad altre associazioni e si dedica, si impegna, e chi, come giustamente diceva lei, magari rimane seduto tutto il giorno su una panchina o addirittura poi assistiamo agli episodi, insomma, poco simpatici di gruppetti di ragazzi che poi magari fanno altro che creare problematiche in paese o nelle città. Io ritengo che io ho iniziato a 16 anni la mia prima esperienza di volontario. Oggi si può iniziare, almeno nelle nostre strutture, a 18 per un problema, come dire, anche assicurativo, perché in Italia, torno al discorso che facevamo prima, sono più le leggi alle volte che non i supporti all'attività di volontariato, perché sappiate che un volontario che si fa male in una struttura
in un rifugio, di quell'incidente il presidente di un'associazione risponde come se fosse un imprenditore che risponde di un incidente sul lavoro. Per la legge italiana non c'è differenza tra volontariato e attività lavorativa, quindi tutto questo insieme, tutto questo mondo di regole che sono sulle spalle delle associazioni un po' alla volta stanno facendo anche perdere l'entusiasmo di occuparsi e di dedicare del tempo, perché se una persona dedica del tempo e poi si trova in buonissima fede a dover rispondere di qualcosa di grave come può essere un incidente sul lavoro, questo al netto di tutti gli interventi che vanno fatti, i nostri volontari fanno il corso sulla sicurezza, cioè tutto quello che è necessario si fa. Poi alle volte si sta esagerando e si sta arrivando a mettere regole al volontariato che rischiano di disincentivare. Ha fatto bene a ricordarlo, perché è proprio così. Abbiamo visto anche ultimamente l'iscrizione a RUNTS, quante persone non si sono iscritte, quante associazioni, proprio per la difficoltà anche burocratica, per l'impegno anche economico. Guardate veramente che stanno colpendo, ecco, in maniera veramente incisiva il mondo più pulito che c'era, che è il mondo del volontariato, magari il piccolo, che è più onesto, più leale magari di qualche altro nome grosso. Poi abbiamo visto cosa sta succedendo. Allora, andiamo a vedere anche. Era a dicembre, a fine dicembre del 2023, Val di Tara su Agna. Andiamo a sentire e poi lo commentiamo con Gianluca Piva, sindaco di Agna. Il rispetto verso la religione è un valore costituzionale. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara interviene sulla questione sollevata dalla scuola elementare di Agna, dove in un canto natalizio della recita di Natale la parola Gesù era stata sostituita da cucù per non turbare la sensibilità dei bambini di altre religioni. Una decisione che aveva creato non pochi malumori tra i genitori, in primis anche lo stesso sindaco del paese, il cui figlio frequenta la scuola in questione. Le maestre si sono scusate per la loro scelta e anche la dirigente scolastica ai nostri microfoni aveva chiarito l'errore, condividendo l'importanza dei valori del rispetto delle tradizioni e dell'inclusione. La questione sollevata dalla scuola di Agna nel Padovano, dove in un canto natalizio si sarebbe sostituito il nome di Gesù con un termine che può apparire derisorio, non pone un problema di laicità delle istituzioni, ma di rispetto verso la religione, rispetto che è un valore costituzionale, ha concluso il ministro nella sua nota. Allora, sindaco, perché ho fatto vedere questo servizio? Perché, ma sono questi i problemi? Ma anche la dirigente, mi scusi sindaco, con i docenti, ma prima di prendere decisioni è possibile che non devono riflettere su quello che poi può succedere e creare un caos anche su un mese che è il mese più bello dell'anno, ma almeno godere questo Natale, questo mese. Ma cosa pensano prima di prendere queste decisioni? Oppure a questo punto mi viene da pensare che qualcuno vuole visibilità perché non c'è altro, ma cosa si inventano? Prego sindaco. Ma guarda Mirella, io ovviamente l'ho seguita in prima persona, non solo perché sono sindaco, ma perché appunto sono papà, uno dei miei 3 figli va alla scuola primaria, quindi ero direttamente coinvolto. Questa è l'analisi, la valutazione e la conclusione alla quale sono e siamo arrivati, è che è stato proprio se posso definirlo, un errore di comunicazione, nel senso che, mi spiego, in realtà non c'è stata alcuna azione di boicottaggio fatta volutamente o con l'intento di eliminare la simbologia religiosa e cristiana dalla scuola, perché se pensi Mirella che quando uno entrava nel periodo di Natale, la prima cosa all'ingresso della scuola primaria è un bel presepio grande all'ingresso, poi il crocifisso subito sopra il presepio e nelle varie aule, presepio presente anche durante la recita, quindi è stato sicuramente un errore cambiare il testo della canzone e su questo non ci piove. A mio avviso è stata un'operazione un po' superficiale, diciamo, condotta non, ripeto, con l'intento di svilire o eliminare il Natale cristiano, perché dopo di per sé, ripeto, il presepio all'ingresso della scuola c'è, chi va dentro, un genitore, i ragazzi, ci sono i crocifissi, c'è anche la scuola media, quindi
non è stata un'azione sicuramente premeditata. L'errore c'è stato, è stato che la Tante ha avuto una cassa di risonanza, l'avete visto tutti, insomma l'ho visto anch'io. Sindaco, l'ha appena spiegato lei, hanno cambiato il testo. E il testo in una scuola importante, sindaco, qui non si tratta di superficialità, qui hanno cambiato il testo della canzone. Hanno cambiato il testo quando potevano anche scegliere, come ho detto quando me ne sono accorto, perché io me ne sono accorto, mancava poco alla recita, qualche giorno, e ho fatto presente la cosa, ho detto guardate che questa cosa non va bene, non è stata un'operazione felice, potevate anche scegliere fin dall'inizio delle canzoni diverse con il responsabile del progetto musicale che è un professionista esterno, potevate anche scegliere, se volevate scegliere dei testi più laici, potevate scegliere fin dall'inizio, non una canzone e poi cambiare le parole, perché è questo il passaggio che non funziona e che avrebbe e che poi ha creato questi malumori, queste proteste. Voglio dire, potevano scegliere anche dei testi più laici, ce ne sono tanti, non sarebbe successo niente, come non succede niente nelle altre scuole. Ma tu pensa, Mirella, che noi facciamo la messa di inizio anno e la messa di fine anno, quindi non c'è un progetto, un'azione di, ripeto, uso sta parola, di boicottaggio della simbologia o dei valori cristiani. Però c'è stato questo errore, ne abbiamo parlato sia con le responsabili della scuola che con la dirigente scolastica, ne abbiamo parlato e riparlato. Ma anche perché, sindaco, perché ho fatto vedere questo servizio? Perché qui stiamo parlando di fragilità. Questi messaggi arrivano ai bambini, i bambini vanno a casa e sappiamo poi che raccontano ai loro genitori e sappiamo benissimo una frase, una virgola sbagliata, come la può interpretare un genitore. Avete sentito da un niente, che non è proprio un niente, è diventato un caso nazionale, tanto è vero che è sceso in campo perfino Valditara. Allora capite che forse quando qualcuno dice, anche addetti ai lavori, docenti che ho, ecco, insegnanti, che dicono che la scuola non può funzionare così, uno non può prendere delle decisioni che riguardano una comunità fragile in base a quello che lui ha deciso di fare quel mattino, che si è sognato alla sera, perché poi i messaggi sono devastanti. Guardate per un niente dove siamo arrivati. Ecco, Roberto Martano, questo vuole molto far capire, ecco, le regole, il rispetto delle regole, perché è inutile che noi parliamo di valori, di usi, costumi, che poi qualcuno si sveglia mattina e rabalta tutto, perché proprio non ha capito invece l'importanza di stare nel binario giusto, perché siamo in un mare molto agitato. Prego Martano. Guardi, io trovo il ragionamento che ha fatto il sindaco molto molto ragionevole e la penso un po' come lui. Che sia diventato un caso nazionale, mi permetta la battuta, forse è diventato un caso nazionale perché qualcun altro non ha argomenti su cui riflettere, quindi con una canzone dentro una scuola primaria di un piccolo paese deve riempire, farlo diventare un caso nazionale per riempire il vuoto pneumatico che qualcuno ha nella testa e la povertà di argomenti. Io penso che non sia un problema di educazione una canzone. Guardi, parlo di un aneddoto personale. Un bel po' di anni fa sono stato nella zona che adesso purtroppo è teatro della guerra tra israeliani e palestinesi. In una scuola elementare gestita da suore italiane, le suore italiane senza problemi, siccome si occupavano in quella scuola tanto di bambini di religione cattolica quanto di bambini di religione musulmana, avevano deciso di togliere il crocifisso e di mettere l'immagine della Madonna, che come sapete è considerata anche dalla religione musulmana come madre di un profeta. Ok? Per volontariato sono stato in Africa e suore lì in Africa, dove andavo con l'associazione, non EMPA, un'altra, si occupavano tanto di cattolici quanto di protestanti, quanto delle altre 10.000 religioni e piccoli gruppi che ci sono in Africa. Quindi io sta gente che in Italia si fa baluardo del cristianesimo, poi tira 4 porchi, per dirla proprio in Veneto, tira 4 porchi in casa tutti i giorni.
credo che sia molto meno educativo quello, perché vede, io sento tanti di quei ragazzi bestemmiare quando giro anche per il mio paese, che è Mira, piuttosto che qui a Mestre. Non penso che quello gliel'abbiano insegnato alle scuole elementari le maestre sbagliando canzone. Forse è un insegnamento che ricevono dai genitori, quindi sti grandi difensori dei valori cristiani, e lo dico da cattolico, ok, penso che debbano forse occuparsi di altro, perché non sono proprio i migliori esempi coloro sì, che però poi Martano, parlano. la dimostrazione è quella che ha detto lei, che è arrivato un caso nazionale, perché in Italia funziona così, da un niente, come stava spiegando anche il sindaco, però è diventato un caso perché noi l'attenzione la mettiamo su queste cose, e non è la prima volta, Martano, che succede questo, perché purtroppo... Ma è un problema se succede questo. Certo, e ne sto parlando stamattina, certo che è un problema. Se una cosa del genere diventa un caso nazionale, non vuol dire che l'argomento è assolutamente importante e grave. Io penso che se una cosa di questo tipo diventa un caso nazionale, è forse segno del fatto che abbiamo una grandissima povertà di idee, soprattutto nella classe politica, che deve costruire castelli su delle cose che non hanno quasi nessuna rilevanza poi a livello di impatto sociale. Mi permetta. No, ma è vero, Martano, però quello che emerge è che addirittura il ministro è sceso in campo anche lui per dire la sua, ha capito che il problema diventa un problema per qualcuno perché poi la notizia arriva. Sindaco, come commenta? Poi andiamo in pubblicità, prego. Allora, che poi le maestre, io ci ho parlato anche la settimana scorsa, sono molto dispiaciute ovviamente di quanto è successo. È uscito anche un comunicato poco prima di Natale a nome delle stesse insegnanti, maestre, della dirigente, in cui comunque si sono scusate. Io l'ho vissuta e sono dentro a quello che è successo. Secondo me la parola chiave di tutta la lettura è la superficialità di come è stata gestita l'operazione, ripeto, perché non c'è nessun progetto in penombra di eliminare, a parte che io comunque sono cristiano e frequento la scuola proprio perché ho il ragazzo, quindi conosco, vedo, sono una buona sentinella. Anche l'amministrazione, per esempio, il presepio lo fa al centro paese, un bel presepio abbastanza grande, visibile, anche in macchina uno passa, lo vede anche in frazione. Ma avevamo già casi anche di un crocifisso tolto, sì, di un presepio diverso, che poteva succedere questo. Bisogna stare attenti, specialmente in certi ambiti. Abbiamo Anna Mirella da Vicenza, poi continuiamo, se no mi cade la linea. Vai Anna. Anna? Pronto? Sì, prego Anna. Ciao Mirella, sono Anna. Prego. Niente, io volevo entrare in merito di tutto un altro discorso di quello che ho sentito fino adesso. Volevo parlare se è giusto che parlano qualche volta delle pensioni anche. Forse... Pronto? Sì, ne abbiamo parlato anche l'altro giorno, che sono arrivati a 75 euro. Adesso io ti dico una cosa, fino a 5 mesi fa ero in affitto, sono stata 10 anni in affitto dopo che sono stata vedova. Sono andata in pensione con 700 euro di pensione della retributività di mio marito. Non ho né casa, non ho una sedia, ho un ISE di 5.000 euro. 5.400 l'anno scorso. È possibile che non mi hanno mai aumentato neanche di 10 euro? No, questo intanto non è possibile. Anna, ti prego di andare su un caffè, scegli quello che vuoi, perché assolutamente no, Anna, non è possibile, Anna, non è possibile, Anna, non è possibile, Anna, non è possibile. Pubblicità, vai. Abbiamo superato le 70 telecamere e abbiamo altre 4-5 telecamere in fieri. Si conferma il paese delle telecamere Zero Branco, con il sindaco Luca Durighetto che lo rivendica con orgoglio. Altre ne arriveranno a breve in una zona battuta anche recentemente dai ladri. Abbiamo avuto di recente alcuni episodi di tentativi di furto in un'altra zona, che è una di quelle dove ad oggi il sistema
non è ottimizzato e abbiamo una riunione che si terrà tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima con i residenti proprio per andare a probabilmente installare altre 2 o 3 telecamere. In che zona? È la zona del Montiron. Quindi al confine con il comune veneziano di Scorzè, zona di campagna particolarmente ampia, con ville e casolari. Attenzione però, le telecamere possono essere un deterrente, non certo la panacea ai raid. La funzione è anche un'altra. Grazie al sistema di telecamere, laddove avviene il reato o laddove c'è la situazione un po' particolare, si riesce tramite le telecamere a risalire alla ricostruzione dei fatti e quindi nella maggior parte dei casi a risalire anche proprio a chi il fatto e il reato l'ha commesso. Anche per questo si stanno studiando nuovi metodi per consentire di tagliare ulteriormente i tempi di acquisizione delle immagini nell'immediatezza dei reati. Allora, Sindaco Piva, cosa ne pensa? Ecco, investire, poi parleremo ancora della telefonata di Anna, perché bisogna anche chiarire queste storie, non si può dire di tutto e di più, ecco, bisogna capire, poi io verifico, sapete che verifico e so già come andrà a finire, purtroppo, ecco, perché chiamano Sveglia Veneti, ma non chiamano magari il numero che dovrebbero chiamare per essere anche aiutati e capire. Allora, Sindaco, cosa ne pensa di questo investimento del sindaco di Zero Branco che sta potenziando le telecamere proprio per dare più sicurezza, visto i furti che ci sono e quello che succede? Prego. Sicuramente l'utilizzo di dispositivi di videosorveglianza, telecamere o lettori targa o anche altri dispositivi con altra tecnologia è molto importante, molto importante, perché alza sicuramente l'asticella della percezione della sicurezza nei cittadini. Anche noi qui in paese non ne abbiamo magari tante quante Zero Branco, però noi abbiamo 3 lettori targa in posizioni strategiche. I lettori targa sono quelli che accalappiano i dati delle macchine che transitano, quindi la targa principalmente, che può essere utile non solo al comune di Agna ma anche in indagini di altri, delle forze dell'ordine di altri comuni, eccetera eccetera. Abbiamo visto, insomma, so che funziona così, quindi anche a far rete, sapere che ci sono dei comuni dove c'è copertura anche con i lettori targa è importante per chi sta conducendo delle indagini su qualsiasi possa essere la tipologia di reato. E abbiamo anche delle telecamere, semplici telecamere, dome, quelle cioè che girano, che si spostano, inquadrano. Sicuramente diventa un buon deterrente, diventa un buon deterrente perché chi deve delinquere si sente comunque è sorvegliato, quindi uno che passa con la macchina l'immagine resta, oppure il lettore targa appunto acquisisce i dati della targa. Quindi lo trovo, tra l'altro la tecnologia la tecnologia è migliorata, i costi si sono un po' abbassati rispetto a qualche anno fa. Quindi sono investimenti, io credo che per una comunità siano importanti e che qualsiasi cittadinanza possa essere d'accordo con l'amministrazione che investe su questo fronte. Allora, Martano, anche per voi l'importanza delle telecamere, abbiamo visto anche certe uccisioni che sono stati ripresi grazie alle telecamere, identificati, anche per gli animali sono importanti le telecamere, poveretti. Prego Martano. Sì, la cronaca di questi giorni ha dato dimostrazione purtroppo di come giustamente dice lei, anche per contrastare reati legati alla violenza verso gli animali sono state fondamentali. Mi riferisco per esempio agli ultimi episodi che sapete tutti, il cane bruciato, cioè dato alle fiamme, il gattino lanciato all'interno della piscina. Che sono poi peraltro episodi che non devono e non dovrebbero preoccupare solo le associazioni che si occupano degli animali, ma dovrebbero preoccupare tutta la società e su questo sì, forse dovrebbe preoccuparsi un po' di più la politica, perché non lo diciamo noi, sono, come dire, ormai elementi acclarati dalla scienza, il fatto che un comportamento violento verso gli animali sia poi di fatto la palestra per comportamenti violenti
verso gli umani. Questo non lo diciamo noi, insomma ci sono fior di studi che chiariscono come molto spesso i soggetti che si comportano e che si macchiano di violenza verso gli animali sono soggetti che poi hanno successivamente anche compiuto atti molto gravi verso gli umani. E quindi indubbiamente spesso le telecamere hanno aiutato non solo a individuare per esempio episodi di abbandono davanti ai rifugi, davanti alle nostre strutture, ma anche, come dicevo, episodi ancora più gravi. C'è un investimento che vale per tutta la comunità ed è molto importante. Abbiamo Sebastiano da Abano. Ciao Sebastiano, abbiamo parlato di questo cane bruciato vivo in Sicilia. Sebastiano è un siciliano, cosa vuoi dire? Ecco, anche questa violenza contro degli esseri che non possono difendersi. Perfetto, questa violenza purtroppo è lo Stato che non riesce a condannare questa gente. Io mi auguro che queste due persone, come è successo a Palermo, è successo anche in Puglia ad Alberobello, dovrebbero fare la stessa fine, mi auguro, perché una deficiente che prende per fare video sul telefonino e butta il gatto sull'acqua fredda dovrebbe meritare la stessa fine. Perché io dico, com'è possibile che tu te la prendi con un povero gatto, con un povero cane, per mandare video sui telefonini? Questa generazione stanno nascendo malati per questi cavoli di telefonini che fanno i video, fanno di tutto per farsi vedere in TV, cioè nei telefonini. Poi, signora Mirella, è veramente una cosa che mi fa veramente male. Ora dopo voglio prendere un discorso anche delle telecamere. Le telecamere vanno bene tutto. Ora io dico anche, tutti purtroppo questi autoveloci che stanno tagliando e sono persone da condannare perché mettono in pericolo naturalmente la gente che passa con le macchine. Ora io dico, però è anche da condannare dove c'è il sindaco di Bologna che fa la cosa che puoi andare soltanto a 30 km/h. Difendono per la sicurezza della gente. No, tu metti ancora più in pericolo la sicurezza della gente, perché se io devo camminare a 30 all'ora e ho paura che ci sono gli autoveloci, che cosa faccio? Con l'occhio non guardo più la strada, ma guardo direttamente i contachilometri, perché se supera il 30 all'ora mi arriva la multa. Quindi ora io dico, su alcune strade ormai abbiamo delle macchine che frenano anche da solo quando vedono una persona ed è vicina, hanno dei sensori che frenano da soli. Com'è possibile andare a 50 all'ora? Poi anche tutte le multe che in teoria arrivano al comune, i soldi, le multe. I sindaci non dovrebbero mettere quei soldi sul bilancio del comune. Quei soldi dovrebbero servire per mettere in sicurezza le strade. Invece questo molto spesso non si fa. Si fanno soldi poi soltanto per bilanciare purtroppo. Grazie Sebastiano, devo correre perché sono in ritardo, molto chiaro, grazie. Allora andiamo a vedere proprio questo servizio su Flexman, andiamo a sentire, vedere, poi sentiamo il commento del sindaco di Agna. ...40 multe e 40.000 euro al giorno. L'autovelox installato lungo la variante della nuova statale 10 a Carceri, nella Bassa Padovana, ora non c'è più. Colpito dal fantomatico Fleximan, l'uomo o donna non si sa, che da settimane imperversa sulle strade del Veneto e ricercato almeno in 3 province. In realtà non si può nemmeno essere certi che i vari tagli siano collegati tra loro, ma l'immaginario degli automobilisti ormai impazza sui social, dove le sue imprese non vengono condannate, anzi. La cronaca ci porta dunque a Carceri, dove l'autovelox è stato segato alla base con un flessibile, rendendolo ovviamente inutilizzabile almeno per un po'. Oltre 13.000 verbali nel 2022 per un incasso di 1.450.000 euro. Una volta fatta la scoperta, sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e ora ripartirà la caccia al responsabile. Allora, Sindaco Piva, come commenta questo servizio e cosa ne pensa lei da sindaco? Intanto siamo vicino, Carceri è in provincia di Padova, non è così lontano da qua, 25 minuti scarsi. Poi anche quello di Tribano è stato, che Tribano è qua vicino, abbattuto tempo fa. Allora, questi gesti vanno sicuramente condannati, perché comunque trattasi
un danno a un bene pubblico, però sono sintomatici, perché abbiamo visto quanti ne sono stati abbattuti. Rosolina qualche giorno fa, ho visto il servizio, c'era anche ieri sera in TV, quindi è sintomatico del fatto che la gente è stanca. Anch'io credo non sia un unico autore che ha fatto queste robe, che dopo diventa un emulare, una moda con il flessibile, però ripeto, oltre a condannare va fatta una valutazione, va fatto un ragionamento. Che ragionamento? Va fatta una valutazione, un ragionamento se effettivamente tutti questi autovelox sono in posizioni diciamo strategiche dal punto di vista della viabilità, ma non perché fanno le multe, ma perché sono zone o tratti di strada dove ci sono stati parecchi incidenti, perché questa dovrebbe essere l'analisi. Ci sono stati tanti incidenti mortali, feriti, è una strada pericolosa, quindi metto l'autovelox perché deve diventare un deterrente, perché alla fine dovrebbe diventare un deterrente e non dovrebbe servire per i bilanci. Questo è il ragionamento come lo vedo io. Quindi ho una strada pericolosa, ci sono stati tanti incidenti, come faccio come trovo la soluzione, come posso fare? Ci sta una rotonda, ci sta un dosso, ci sta, che ne so, ci sta un velox tipo questi, che tra l'altro questi sono di quelli che effettivamente sono, se posso usare questo termine, i peggiori, nel senso che sono quelli che quando, se sei arrivato sotto un po' veloce, non è che ha alternative, anche perché prendono da distanza. Ammesso e non concesso, ripeto che il codice della strada va rispettato, che quindi la velocità, i limiti di velocità vanno rispettati e quant'altro, però la valutazione magari una telecamera sopra per vedere se veramente qualcuno si avvicina, no, sindaco? Beh, si avvicina nel senso, ma ci sono, io ho visto dei filmati dove ci sono le telecamere, in realtà quello che ho visto io con il flessibile era incappucciato, quindi era impossibile da capire. Ma magari si fermerà con una macchina, con qualcosa, possibile che nessuno veda niente. Quello che ho visto, è arrivato da dietro, quindi immagino dal lato campagna, loro conoscono la gente del posto, ecco perché secondo me non è la stessa persona che ormai è diventato un supereroe nei social. Sono d'accordo anch'io che sono vari. Sentiamo anche cosa ne pensa Martano da automobilista invece. Martano, lei non è un sindaco, ma anche come automobilista cosa ne pensa? Guardi, io le dico che sono sinceramente preoccupato del fatto che una persona che compie questi atti stia diventando un eroe sui social. Io dico solo questo perché credo sia veramente assurdo, al di là, tutti noi abbiamo preso multe. Io ne ho presa una non tanto tempo fa per qualche chilometro in più, oltre la tolleranza, ho sbagliato, l'ho pagata, punto. Perché, ripeto, sta diventando un delinquente, sta diventando un eroe. Io non credo che il fatto che una persona abbia preso le multe sia sufficiente a dire che il cittadino è esasperato. Io sono esasperato da cittadino per altre cose, non perché prendo, come ho preso qualche volta, una multa per eccesso di velocità piuttosto che per altre cose. È sintomatico invece di un altro problema, cioè del fatto che la legalità serve quando devono rispettarla gli altri e quando invece il concetto di legalità lo devo rispettare io, allora strizzo l'occhio a chi elimina lo strumento che serve a verificare se io mi comporto bene, cioè in questo caso l'autovelox. Io dico solo questo e credo che non sia neanche questo, e mi ripeto sul discorso di prima, educativo. Vede che tutto torna anche col discorso che abbiamo iniziato, Martano. Vede che c'è sempre un collegamento dopo alla fine del buon senso, ecco, di non essere superficiali. Abbiamo sentito un sindaco che ha difeso invece, no, non si può mettere gli autovelox, basta, si fa solo cassa. Capite che sono messaggi devastanti. Cosa ne pensa Piva? Sì, sono d'accordissimo che uno che sta commettendo comunque un reato, un atto vandalico, un danneggiamento a una cosa pubblica diventi un eroe, ed è sintomatico, come ha detto Martano, come avevo detto anch'io prima, di una
collettività che va in qualche maniera a beatificare personaggi del genere, che ripeto non credo sia un'unica persona, perché a mio avviso chi si muove e conosce il territorio sa come arrivare da dietro senza farsi vedere. A mio avviso si stanno copiando l'un l'altro. Le multe le prendiamo, si pagano, anch'io ogni tanto capita girando in macchina di avere qualche chilometro in più. La valutazione, come ho detto prima, va fatta a monte prima di installare gli autovelox, perché appunto è uno strumento che dovrebbe essere un deterrente prima di tutto e non uno strumento che serva a fare multe, anche se le multe poi diventano un deterrente. Certo, se tutti rispettassimo il codice della strada e i limiti non avremmo neanche questi problemi qua. Bravo perché alla sindaco, fine... quello è, se tutti invece usciamo la mattina e vediamo che ognuno si fa le proprie regole e chi se ne frega del prossimo. Allora sindaco, terzo mandato sì, terzo mandato no, lei rappresenta anche Fratelli d'Italia, prego. Allora, terzo mandato, stiamo parlando di Zaia, giusto? Sì. Perché, per quanto mi riguarda, personalmente non vedo neanche problemi nel fatto che si possa ricandidare, perché alla fine è comunque un strumento di democrazia tirare via un limite, come lo stanno facendo per i comuni piccoli, perché già nei comuni delle dimensioni tipo di Agna fino a 5.000 si poteva fare il terzo mandato consecutivo già da 2 anni che hanno sdoganato sta cosa. Adesso la stanno estendendo a tutti i comuni fino ai 5.000 abitanti. Ma non è ancora passata, spieghiamo bene. Però sì, secondo me questa è l'area. Del terzo mandato io personalmente non do un'analisi politica, perché a mio avviso si stanno confrontando, stanno facendo le valutazioni, ci sarà ampia discussione nelle cabine di regia. Io sono anche favorevole, non vedo nessun problema. Dopodiché chi va a votare, visto che vanno a votare i cittadini, possono decidere se rivotare il presidente uscente o se votare qualcun altro che si candida. Quindi questo era lo spirito e il principio della democrazia. Però mi scusi sindaco, è vero, ma allora facciamo la fine dei senatori, gli onorevoli a vita. Uno rimane là a vita perché è bravo, ma quanti bravi che sei in giro? Se non diamo la possibilità, perché se poi sappiamo come vanno poi le votazioni e quanto pesano i voti dei partiti, perché vengono dirottati. Perciò capite bene, non è che uno si prende le preferenze perché è bravo, perché il partito dirotta i voti, diciamola anche tutti, perché io vedo delle gente che neanche conosce. Se si mettesse su una lista civica vorrei vedere se prenderebbe tutti quei voti. Perciò anche un po' di aria fresca, sindaco, visto come è preso il paese, non sarebbe mica male, sa sindaco, visto che ne abbiamo anche tanti di bravi e persone a metterli in campo. Il cittadino può votare chi vuole, quindi al di là dell'indicazione del partito di riferimento. Ah sì, a posto sindaco, qua in Italia e qua in Veneto a posto, siamo a posto. Allora sindaco, come ci saluta perché ho forato? Vedo sì che il tempo... intanto grazie dell'invito, ed è vero che era da un po' che non ci si vedeva, ma possiamo intensificare, Mirella, quando vuoi. Sono stato un po' impegnato anche dal punto di vista accademico, perché stavo facendo un master, quindi avevo anche poco tempo. Bravo sindaco, bravo. L'ho finito, quindi grazie. Buon anno a tutti, visto che siamo ancora, è passato da poco Natale, se ormai non ne parliamo più, però siamo a 20 giorni insomma da inizio anno, quindi buon 2024 e teniamo duro tutti quanti. Grazie sindaco, sentiamo Giusy prima di salutare Roberto Martano, vai Giusy. Grazie, buongiorno a tutti. Allora Mirella, le telecamere servono per prenderli solo, ma dopo cosa le fanno? Fanno processi lunghi, poi fanno la galera e poi per buona condotta escono e quello che ha bruciato il cane, cosa gli hanno fatto? È fuori e ci ride anche dietro. Mirella, scusami, ma mi viene il volta stomaco con queste telecamere che usano le telecamere solo per prenderli, perché dopo è un degheio, non fanno più niente, non li arrestano e se vanno in galera dopo buona condotta escono e tutto un casino, Mirella, tutto un casino, mi viene il volta stomaco, vi ringrazio. Abbiamo sentito anche Giusy, allora Roberto Martano come ci saluta?
Beh, naturalmente vi ringrazio anch'io dell'ospitalità, per noi è sempre utile poter parlare di questi temi anche appunto con voi, insomma uscire dalle nostre strutture, dai nostri rifugi per poter parlare con i cittadini. E mi collego a quello che diceva la signora con un augurio, che prima o poi, visto che norme a favore della caccia, norme a favore del mondo della caccia, la politica è sempre impegnata ad approvarle, che la politica si decida ad approvare anche pene un po' più severe per episodi tipo quello di Palermo, perché lo sappiamo tutti che oggi qualsiasi atto venga compiuto verso gli animali di fatto si conclude sostanzialmente con il pagamento di qualche centinaio di euro e nulla di più, anche gli episodi più gravi. Quindi sarebbe ora che dalla Regione Veneto in su, oltre ad approvare tutto quello che viene dettato dai cacciatori e poi veniamo sanzionati dall'Europa perché vengono approvate leggi che non rispettano le normative europee, si comincia ad approvare anche qualche norma realmente a tutela degli animali. Grazie anche a Roberto Martano, responsabile rifugi EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali, di essere stato con noi. Grazie. Pubblicità. Presento subito altri due graditissime ospiti. Abbiamo in presenza Roberta Donà, presidente del Melograno di Treviso, proprio di freschissima nomina, vero Presidente? Complimenti e grazie. E saluto anche Carlotta Vincenti, presidente Associazione Guide Turistiche di Venezia. Buongiorno anche a lei Presidente, grazie anche per i bellissimi video che ci ha mandato, veramente grazie. Allora inizierei proprio da Roberta Donà. Questa nuova Presidente, il Melograno lo conosciamo, l'abbiamo sentito, l'abbiamo invitato, anche c'era la Mellone, prima la Presidente Mellone. Allora, perché questa attività, questo volontariato, ma soprattutto cercare di aiutare la comunità? Perché questo è l'obiettivo delle associazioni, almeno quelle che veramente hanno sensibilità per questa comunità che è un po' allo sbando, devo dire. Prego, Presidente. Sì, allora, per chi non conoscesse il Melograno, perché è un'associazione che a Treviso da 23 anni quest'anno, ci occupiamo di maternità e nascita, quindi stiamo accanto alle madri, ai padri, ma alle famiglie tutte, ai bambini e alle bambine, nel periodo intorno alla nascita, quindi sia durante la gravidanza sia nei primi 1000 giorni, per cui fino a intorno ai 2-3 anni dei bambini e delle bambine. Organizziamo una serie di attività sia durante la gravidanza sia dei cerchi nel postparto per supportare e sostenere questo periodo così vulnerabile, possiamo chiamarlo così, di grande fragilità che soprattutto le donne vivono in quel periodo della loro vita che è il diventare madri. Sì, che è un momento di vita molto importante, molto fragile. Spesso, fino a qualche anno fa, diciamo, le donne erano molto sostenute in quel periodo dalle loro stesse madri, dalle suocere, dalle sorelle. C'era una famiglia molto allargata. Molto allargata, e non è un caso se il Melograno in Italia è nato 43 anni fa. Pensate. Quindi diciamo che quella era probabilmente la prima generazione di donne che sono diventate madri lontano dalle loro famiglie d'origine, perché fino agli anni precedenti le donne rimanevano in casa e avevano tutta una serie, un bel villaggio nutrito intorno. In quegli anni in poi le donne si spostavano, avevano la loro casa, magari si spostavano proprio di città e non avevano le famiglie accanto. Quindi queste donne che avevano provato sulla loro pelle la difficoltà di vivere sole quel momento o con solo il loro compagno accanto, hanno detto: ma perché non facciamo noi da villaggio queste donne? E da 43 anni portiamo avanti questo modo di lavorare e vediamo anche i frutti, insomma. Senta Presidente, quello che però traspare è che abbiamo anche nella maternità una fragilità. Molte donne che diventano mamme per la prima volta, non solo in giovane età ma anche in età avanzata, abbiamo visto che cominciano ad avere dei disturbi importanti, non si riesce a capire cosa succede,
però questa maternità tanto attesa, tanto voluta, tanto sognata, nel momento che arriva diventa un problema. È una questione di solitudine, secondo lei, Presidente? È una questione che non c'è un supporto nel vero senso della parola, e per fortuna che ci siete, perché se io non conosco, non so a chi rivolgermi, mi vergogno di esporre la mia fragilità, perché diventa una vergogna. Cercano di portare avanti da sole, che poi diventa un disastro, perché diventa angoscia, e abbiamo visto anche certi arti purtroppo. Ecco, secondo me l'importanza è conoscere, farvi sentire che ci siete nel territorio. Non è possibile vedere un neonato abbandonato. Abbiamo visto l'altro giorno, ecco, su un telegiornale cosa è successo, e per fortuna che questo ragazzo si è accorto di questo piccolo gemito e l'ha salvato, con tutti i supporti che ci sono. Ma cosa manca allora? Perché non riesco a capire, ma cosa manca a questa donna che ancora fa fatica a chiedere aiuto, ad avvicinarsi? Effettivamente, cioè, nel momento in cui diventiamo madri, è veramente sconvolgente su più fronti, quindi siamo state magari donne autonome fino a un attimo prima, ci ritroviamo con una responsabilità così grande e così immensa, e che durerà per tutta la nostra vita, perché non è una cosa che si ferma dopo che un bambino ha 5, 6, 10 anni, anzi poi continua. Per cui è veramente uno sconvolgimento. Credo che spesso non siamo preparate a quello che viene in quel momento, per quello è importante chiedere aiuto in quel momento, quando ci sentiamo fragili, ma è molto importante anche provare a prepararsi prima, fare spazio a questo... Prevenzione. Sì, questo bambino che sta per nascere ha bisogno di uno spazio, ha bisogno di un posto, non solo fisico ma anche mentale, dove arrivare, per cui arrivare in un'associazione come la nostra o come altre che ci sono sul territorio, perché non abbiamo il monopolio della maternità a Treviso, e proprio cominciare a parlarne, cominciare a pensare, a immaginare, arriviamo un pochino più preparate a questo appuntamento così importante. Perché è un appuntamento molto impegnativo che cambierà la tua vita, non c'è verso. Per sempre. La questione è accettarlo, non accettarlo, sono pronta, sono preparata, è questo il grande problema. Allora andiamo a vedere adesso invece questo video, così ci rilassiamo un po'. Noi siamo Venezia, tu sei Venezia, andiamo a vedere. Ciao, welcome to Venice. Benvenuti a Venezia, straordinario labirinto di 118 isole e più di 400 ponti. Herzlich willkommen in Venedig und ihrer Lagune, die seit 1987 Weltkulturerbe der UNESCO sind. 欢迎大家来到威尼斯，这是一个具有极其复杂并且脆弱生态环境的城市，所以它需要的是一个可持续发展的旅游模式。Добро пожаловать в Венецию, Восточные ворота, город искусства, культуры, старинных традиций. Bienvenidos a Venecia, ciudad única y frágil, que pide respeto y responsabilidad de parte de todos. Bienvenue à Venise, cité au patrimoine incomparable, à découvrir, pleine de vie et de traditions passionnantes, à connaître et à soutenir. Oltre a questa, noi guide siamo in grado di farvi conoscere un'altra Venezia.
Venice is a unique and very fragile city and needs to be protected by everybody. Torniamo alla Venezia poco conosciuta, adesso vi portiamo in posti davvero speciali. We are Venice, you are Venice. Intanto, Presidente Vincenti, grazie per questo bellissimo video che fa capire cosa abbiamo a 2 passi da casa. Ieri poi c'era questa apertura gratuita a chi faceva parte della città metropolitana, perciò si poteva andare a visitare i musei, ci saranno delle date, però l'importanza della guida turistica, che forse noi non riusciamo a capire veramente questa importanza. Vi faremo cose che voi non avete mai visto, ma in effetti è vero. È proprio così, ma neppure noi che siamo a 2 passi da Venezia, questa città che vengono da tutto il mondo, che fanno chilometri e chilometri per vederla, noi magari diciamo oggi cosa faccio? Non so cosa fare. Magari con una bella passeggiata e una bella guida, chissà come torneremo a casa più sereni e lieti di dire che fortuna che abbiamo. Prego Presidente, cosa ci racconta? Allora, innanzitutto volevo ringraziarvi per averci dato la possibilità di mostrarvi questo video, a cui noi teniamo molto e che dimostra che già da qualche tempo, perché questo video non è di quest'anno, è stato girato qualche anno fa, noi ci siamo posti il problema della sostenibilità della nostra professione in una città che è unica al mondo, una città che ha una superficie di 7 km quadrati e mezzo, patrimonio dell'UNESCO, dove però vivono 50.000 persone e quindi la presenza già da qualche anno di più di 30 milioni di appunto visitatori in qualche modo pesa sulla città. È un tema che a noi sta molto a cuore e quindi volevo appunto ringraziarvi per averci permesso di mostrare questo video. Sì, Venezia è una scoperta senza fine, anche per noi che la conosciamo, che ci abitiamo, è una fonte continua di sorprese, di gioia e di bellezza. A questo proposito, adesso a febbraio ci sarà la giornata internazionale della guida turistica, proporremo anche quest'anno come Associazione Guide Turistiche di Venezia una giornata proprio, come lei diceva, per la scoperta, dedicata a tutti coloro che vorranno venire in città, vorranno passare delle belle ore in mezzo alla bellezza, in mezzo ai suoi monumenti, in mezzo alle persone che abitano questa città, perché Venezia non è un museo, è una città abitata, viva e che deve rimanere tale. E quindi vi invito tutti poi a consultare il nostro sito dove daremo tutti i dettagli. Lo dica Presidente il sito, lo dica. Associazione Guide Turistiche di Venezia, se lo trovate troverete questo appuntamento, sarà verso la fine di febbraio perché la giornata internazionale è il 21 di febbraio e noi vi portiamo sempre alla scoperta di un angolo nuovo della città. Abbiamo spesso anche veneziani che ci ringraziano per averli portati in luoghi dove loro stessi conoscono poco. Malgrado i veneziani siano profondi conoscitori. Ma costa questo servizio? Spieghiamo bene, Presidente. Prego? Qualcuno a casa penserà, ma costa questo servizio? No, spieghiamo bene.
No, è una cosa assolutamente gratuita, di solito è su un fine settimana. Guarda che doveva dirlo all'inizio, poi è una cosa importantissima, una delle poche rare volte che è tutto gratuito non conosciamo. No, veramente una roba grande. È dedicato a tutti coloro veneziani della terraferma insulare, ma anche che vengono da più lontano, che hanno voglia di passare delle belle ore in città alla scoperta di cose nuove. E noi siamo molto felici di poterli accompagnare gratuitamente. Allora, grazie a lei invece Presidente. Sa che faremo una cosa bella, Presidente, se è d'accordo? Faremo una bella squadra di persone, tutti assieme come associazioni. Chiameremo la Presidente che ci aiuterà a visitare questa meraviglia che abbiamo, ma neanche noi trevigiani. Guardate che qua tutti, ma non tutti, ma direi quasi, quando scendono alla stazione col treno per arrivare a San Marco prendono il vaporetto perché non sanno arrivarci. Ve lo dico io, guardate che è così, non sanno arrivare a San Marco, prendono il vaporetto così sono sicuri di arrivare, andate e ritorno. Sbaglio o è così, Presidente? No, è vero, è così, è così. Invece Venezia va scoperta anche a piedi. Va scoperta anche a piedi. Sentiamo che cosa dice la Presidente che abbiamo, che si occupa appunto di donne, di mamme, questa città fantastica, delle volte anche staccare la spina, ecco, da questo risveglio traumatico che è. Quanto importante può essere l'arte, la bellezza, poi accompagnata da queste guide meravigliose gratuito. Prego, Presidente. Sicuramente, tra l'altro uno dei bisogni dei bambini è il bisogno di bellezza, per cui vivere in mezzo alle opere d'arte, e Venezia è un'opera d'arte vivente, è essenziale. E ci tengo a dire che Venezia è assolutamente visitabile anche con un bambino piccolo. Ovviamente pensando ai vari ponti sembra impossibile, ma anche in realtà diversamente agile, perché ci sono state, hanno fatto tutte le rampe, perciò problemi ma zero. Anche tenendo un bambino in fascia, un marsupio, è assolutamente visitabile facilmente, per cui bisogna dirlo, chissà che qualcuno si svegli, per non a caso ci chiamiamo Sveglia Veneti come trasmissione. Ecco, soprattutto Presidente Vincenti, l'importanza è di conoscere, di sapere, di informarsi, perché è molto importante. Ad esempio adesso parte il carnevale, pensate che meraviglia, abbiamo a 2 passi di casa, però non dobbiamo fare tutto da soli, dire adesso esco, ho deciso di andare e faccio, anche perché ci sono anche delle nuove misure. Abbiamo sentito anche l'assessore Boraso che ho avuto ospite la scorsa settimana, ha detto chi fa parte della città metropolitana non ha nessun problema, però abbiamo bisogno di questi sensori per capire che afflussi ci saranno. Cosa ci dice, Presidente? Io mi scuso, l'ho sentita solo a tratti, la comunicazione è a tratti, comunque credo di aver capito il senso della sua domanda. Tra l'altro apro una breve parentesi, mi complimento moltissimo e ringrazio la Presidente del Melograno perché si occupa di cose molto più importanti delle visite guidate e ci farebbe come associazione di guide molto piacere anche poter fare un incontro qua a Venezia anche con le loro mamme. Grazie Presidente, sta sorridendo perché sono qui, vedete che riesco a mettervi assieme? Vedete che riesco a mettervi assieme? Prego Presidente. Ecco, se ho capito bene, perché dicevo la linea è disturbata, lei mi parlava adesso del carnevale, del fatto di venire in città. Sì, sappiamo che per la prima volta a Venezia, il Comune di Venezia si è posto il problema di affrontare le presenze giornaliere e il carnevale è uno dei periodi proprio clou dove la città offre tantissimo ai turisti, ma che proprio per questo motivo è immersa dai visitatori. Allora, che sappiamo bene che con le nuove regole chi viene dalla provincia di Venezia, c'è tutta una serie di esenzioni che riguardano anche il Veneto, potrà venire tranquillamente in città. Consiglio di venire magari al di fuori di quelli che sono le giornate di punta, che sono il sabato e la domenica, anche se sappiamo bene che sono i giorni in cui ci sono forse gli eventi più attesi, e di andare a scoprire quello che è il programma del carnevale anche nei giorni al di fuori del fine settimana.
Non so, non ho la certezza di aver risposto alla sua domanda perché Sì, ha risposto benissimo perché era quella anche capire, perché poi quando è andato via Boraso sono stata tempestata di messaggi, di telefonate, ma allora io che lavoro cosa devo fare? Ma allora io che abito cosa... Allora abbiamo spiegato bene che non c'è nessun problema, come poi ho cercato di spiegare, che ha spiegato anche l'assessore Boraso, perché veramente bisogna capire e soprattutto visitare. Ecco, cercate di guardare oltre il vostro giardino, il vostro orticello. Guardate, ieri ho sentito, Presidente Vincenti, Pesaro, città della cultura. Io ho avuto degli ospiti veramente importanti che si occupano di ville veneti e di ambienti. Ho detto, ma vogliamo capire che la città della cultura deve essere in primis Venezia e poi da là si parte e si ramifica. Ma volete capire che abbiamo la più bella città del mondo? Proprio come cultura poi non ne parliamo, di arte, di bellezza, e andiamo a cercare, ma per carità, con tutto il rispetto, perché abbiamo un paese che è bellissimo da nord a sud, a est a ovest, siamo musei a cielo aperto, abbiamo tutto, ma vogliamo capire l'importanza di Venezia, sì o no? Cosa ci dice Presidente Vincenti? Io mi scuso molto, non sono riuscita a cogliere. Non è il collegamento che si capisce bene. La vostra regia. Beh, allora aspetti un attimo, mettiamo a posto il collegamento, intanto sentiamo un'altra Presidente appunto che è Roberta Donà, cosa ne pensa di quello che ho detto. Ecco, capire l'importanza di quello che abbiamo, valorizzarlo, ma perché i francesi prendono una bottiglia di plastica e la mettono vicino alla Tour Eiffel e la bottiglia di plastica va nel mondo con la Tour Eiffel e noi abbiamo Venezia e facciamo fatica a portare le persone che arrivano a Venezia anche a vedere il Montello, questa è la verità, è una meraviglia che abbiamo. Ad esempio, prego Presidente. È un discorso veramente difficile, bisognerebbe partire dagli albori perché credo nasca un po' dall'insicurezza nostra che abbiamo e quindi abbiamo magari delle capacità non solo a livello artistico ma in vari livelli, abbiamo delle capacità ma non ci fidiamo di noi stessi, siamo insicuri e quindi non ci viene neanche da mostrarli, ci tiriamo sempre un passo indietro. Purtroppo. E invece sbagliamo perché ci sarebbe da vedere, ci sarebbe da fare. Ma anche perché non è per non avere rispetto delle altre realtà bellissime, delle altre città, ma dovrebbe essere proprio il soggetto primo, dovrebbe essere Venezia. E poi puoi scoprire il mondo, ma là dobbiamo concentrarci. Allora, visto che adesso dobbiamo concentrarci sulla natalità, che non è natalità ma è denatalità, andiamo a sentire cosa dice Crisi Natalità a Treviso. Andiamo a sentire. 349 parti in meno nel 2023 rispetto al 2022 nell'intera ULSS 2. Si tratta di un trend costante di decrescita della natalità, un dato che preoccupa non poco e rispecchia la situazione anche a Treviso. Abbiamo avuto un calo dei parti rispetto al 2022. Quest'anno abbiamo avuto 2.265 parti contro i 2.338 del 2022, quindi un 73 circa in meno. Non solo, la popolazione straniera sostiene la natalità, ma non è determinante. Anche qui, prego. No, ecco, anche per quanto riguarda l'aspetto della cittadinanza, no? Perché si dice che la componente maggiore è data dalla popolazione straniera. In realtà noi qui a Treviso abbiamo un 76% di parti di donne italiane, mentre il restante 24% è dato da donne straniere, di cui la percentuale maggiore, un 12%, è fatta da donne dell'Est Europa e un 6,5% da donne africane. Soprattutto le seconde generazioni, spiega il dottor Busatto, hanno spostato l'età della prima gravidanza un po' più avanti ed hanno ridotto il numero dei figli a 2 o 3 al massimo e non come un tempo. Sulla questione fertilità sono circa il 15% le coppie infertili, il 50% a causa maschile, il 50% a causa femminile. Sappiamo anche che in Italia c'è stato un aumento poi di controparte delle nascite da fecondazione assistita. In 10 anni c'è stato un aumento di circa il 73% di bambini nati da fecondazione assistita. Sulla questione natalità, ci spiega ancora, è fondamentale che i politici cambino la loro mentalità,
comprendendo che le spese demografiche devono essere considerate degli investimenti e non dei costi. Allora, come commentiamo, Presidente Donà, questo servizio per cercare di far capire invece l'importanza di fare figli, di fare famiglia, però tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, perché con quello che sta veramente cercando di far capire questa donna che ha ancora gli stipendi diversi dagli uomini nonostante faccia lo stesso lavoro, ecco, nonostante cerchi di salire questa scala che diventa sempre più alta, perché questa è la verità, i supporti che mancano. Prego. Sì, effettivamente, poi insomma il Melograno nasce, come dicevo, 43 anni fa dai movimenti femministi che c'erano all'epoca, per cui sono argomenti che poi continuano a uscire anche nei nostri cerchi del post-nascita. E spesso un argomento che esce è proprio la dualità, il dover essere mamme, il dover essere donne, lavoratrici, voler essere, non solo dovere. Noi ci interroghiamo molto e stiamo organizzando anche delle serate proprio aperte alle donne per discutere, per filosofeggiare, anche le abbiamo chiamate serate melosofiche, proprio su questi argomenti che ci toccano da vicino. Nel nostro lavoro ci accorgiamo di questa denatalità, ovviamente. Diciamo anche che il risvolto positivo è il fatto che un figlio quando arriva arriva dopo con una consapevolezza, quindi non per sbaglio, ma perché è desiderato, perché arriva in un momento in cui è pianificato, in cui c'è un posto, quello che dicevamo prima, per lui o per lei. Effettivamente questo posto si libera in un momento in cui l'età della donna, soprattutto, è abbastanza avanzata. Diciamo che le neomamme sono mie coetanee e quindi non più si è alzata. Non perché è diversamente giovane, ma perché è un dato di fatto. No, insomma, sì, ho 42 anni, per cui diciamo che questa è un pochino l'età in cui le donne arrivano magari alla loro prima gravidanza, si è molto alzata l'età. Questo, come dicevo, avviene a quest'età perché una donna è pronta, magari in quest'età. Anche economicamente. Esatto, in cui ha una disponibilità economica, in cui ha raggiunto anche, ha fatto la carriera che desiderava fare. Questo porta con sé una serie di problematiche, per esempio il figlio resta uno proprio perché le tempistiche non concedono l'arrivo di un fratello o di una sorella, oppure c'è più difficoltà ad arrivare a questa gravidanza, per cui si ricorre alla fecondazione assistita di cui parlava prima il dottor Busato. È vero che a questa denatalità concorrono talmente tante cause che insomma il lavoro dovrebbe essere proprio sistematico e sistemico. Una volta le nostre donne a una certa età dicevano forse non è più il caso perché rischio di diventare mamma troppo vecchia e il bambino ne soffrirà, perché si ponevano anche questo tema. Il bambino che va a scuola con una mamma o un papà diversamente giovani. Secondo lei è stato superato questo, oppure il bambino, il ragazzo, un domani che si ritrova ad avere questo genitore non più giovane ma diversamente giovane, può avere anche un problema di accettazione di questo? Oddio, credo che tutto si sia un po' spostato, per cui, non so, io adesso mentre parlava mi è venuta in mente la foto di mia nonna, il giorno del suo fidanzamento, aveva 20 anni e sembrava che ne avesse 40, se non di più, per cui adesso una donna che dovesse diventare madre a 42 anni, lo faccio perché magari visivamente vedono una donna di 42 anni, non sembra una nonna, mentre all'epoca sarebbe sembrata una nonna. Sicuramente stare dietro un bambino quando si hanno 40-50 anni è sicuramente fisicamente, per esempio, più complicato. Di sicuro si ha una maturità nell'educazione
che è diversa rispetto a diventare genitori prima, insomma, cioè, ci sono i pro e i contro in tutti i casi. Ho avuto il sindaco di Casale, anzi la sindaca di Casale, la Golisciani, che anche lei è diventata mamma oltre i 40 anni, però lei si è posta anche il problema: mio figlio quando avrà 10-12 anni, ecco, io non sarò più di 40 anni, e perciò forse sono stata un po' egoista all'inizio, perché ho pensato troppo a me stessa, e adesso sono egoista perché non penso a cosa penserà lui un domani quando diventerà grande. Vede che ci sono queste fragilità che abbiamo, inconsce, che poi saltano fuori nel momento che senti di essere responsabile di un qualcosa che sarà unico, tuo, e dovrai veramente accompagnarlo in un percorso non facile. Abbiamo Sergia da Agna. Ciao Sergia. Ciao Mirella, ascolta, io ti voglio chiamare perché ho visto che te è sindaco di Agna. O Gavevo. Sì, ciao Mirella, tutto. Avevo visto che te eri il sindaco di Agna, vorrei chiederti che te lo mandato, se hai visto cosa che è successo ieri mattina, un incidente davanti a casa mia, me la fai a casa. Non ho capito niente. Ripetiamo. Vai piano, Sergia, che ti vai piano, vai. Te la vi il sindaco, vorrei chiedere se sapeva. Dai. Se sapeva che ieri mattina davanti a casa mia è successo un incidente che mi è venuto addosso alla casa, ha desfatto tutto. Penso che lo sappia perché sei il sindaco. Dopo che è andato via di lì non mi ha neanche risposto. Se posso mettermi in contatto col sindaco, perché non riesco mai a mettermi in contatto. Faccio io, Sergia, dico io che ti chiami, così sono sicura che ti chiami, perché se ti chiami ti lo speciale. Ascolta Mirella, sono stata fortunata che dormo in cucina perché non ho altro, lo freddo dappertutto, Mirella. Immagino. E dormo qua in cucina e mi occupava qua sul divano. Ecco. Allora Sergia, dopo ti faccio chiamare, stai tranquilla che lo chiamo quando ho terminato la trasmissione e dico di chiamarti, sai? E grazie di avermi chiamato. Allora è ritornata, speriamo bene, Carlotta Vincenti, Presidente Associazione Guide Turistiche di Venezia, abbiamo una connessione un po' scarsetta purtroppo. Ecco, allora ritorniamo proprio, anche lei come donna, ecco, stavamo parlando di mamme, l'impegno che abbiamo anche nel lavoro, se lavori non puoi dedicare molto tempo ai figli. Io dico sempre però che non è la quantità, è la qualità del tempo che dedichi, non la quantità. Ecco, come donna cosa vuole dire questa denatalità, queste donne che fanno figli dopo i 40 anni? Prego Vincenti. Beh, il tema è veramente molto caldo e anche non so se andrebbe approfondito. Posso parlare della mia particolare esperienza. Io ho 2 figli che adesso sono grandi, hanno 25 e 27 anni, e anch'io mi sono trovata nella situazione di dover gestire lavoro e figli in contemporanea, perché mio marito non aveva tempo da dedicare ai figli perché purtroppo viaggia per lavoro, e quindi confermo che è un momento di fragilità nella nostra vita di donna, perché spesso non siamo supportate. Io ho la fortuna che avevo la famiglia che mi aiutava e ho avuto anche la possibilità di mandare i bambini al nido, e quindi ho avuto varie situazioni che mi hanno aiutato, e nonostante questo far condividere insomma le due cose, far coincidere le due cose non è stato facile, ci mette sotto una certa pressione. Io credo che sarebbe importante avere delle strutture che supportassero più le donne, sia dal punto di vista pratico, perché possano lasciare i loro figli serenamente e quindi andare a lavorare serenamente, e però anche dal punto di vista psicologico, perché mi rendo conto che le giovani mamme forse sono un po' più fragili di quello che eravamo noi, forse perché le pressioni anche della vita lavorativa oggi sono secondo me più forti. Questo fatto di dover essere sempre reperibili, di dover essere sempre pronti. Io le parlo di 30 anni fa, le cose erano leggermente diverse, le pressioni oggi sono maggiori, e quindi c'è bisogno sia da parte della società di dare dei supporti a queste mamme, e poi
se posso permettermi, anche un attimo osare, buttarsi. La vita è una cosa meravigliosa, i figli sono un dono fantastico e quindi bisogna anche, con una vena di leggera incoscienza, buttarsi su questa avventura che è meravigliosa, ecco. E fa bene a dirlo, perché è proprio questa, la voglia di osare di più, però sapere che dentro ce la farai, ecco, perché se vuoi centrare l'obiettivo, e noi siamo una dimostrazione, lo centriamo. Il problema è che dobbiamo decidere quando buttarci. Per buttarci ci buttiamo, Presidente, io sono sicura. Il problema è che se ci buttiamo un po' prima, perché siamo diventate anche autonome e anche brave, però adesso siamo un po' anche, rispetto al passato, un po' più ciniche verso quello che dovrebbe essere invece una maternità veramente felice, una maternità accettata anche in giovane età. Ecco, questo, come dice lei, buttarsi che una volta si faceva, qui invece stiamo a casa fino a 30 anni perché nella casetta si sta così bene. Io ho un'amica belga che mi dice sempre: mamma, come ragionate voi qua? Noi a 18 anni è già un pezzo che siamo fuori casa, qui siete tutti a casa. Io mi sento, quando mi inviti a cena, a pranzi, quando ci incontriamo, dove? A casa, mi porti a casa, cioè, ma sono ancora a casa, sono ancora a casa, come li vede? Ecco, perché è vero quello che dice, per buttarci ci buttiamo, basta se buttiamo a 60 anni fra poco, perché direi che è un po' tardino, prego. La consapevolezza che ogni donna può essere una brava madre, tutti fanno degli errori, nessuno è perfetto, ma ogni donna ha in sé la capacità di essere una madre con i suoi pregi, i suoi difetti. Bisogna accettarsi anche con i propri limiti, che i figli vengono sullo stesso bene, cioè non è quello il problema, insomma. Sentiamo cosa dice Donà. È vero, sono d'accordo, è uno dei messaggi che con il Melograno cerchiamo di divulgare, il fatto di fidarci del proprio istinto. È vero anche che questa consapevolezza ci arriva quando i nostri figli hanno 15 anni, ok? Sì, sono stata una madre sufficientemente buona. Nel momento in cui ci troviamo con un frugoletto tra le mani, a parte che il senso di colpa arriva nel pacchetto, insieme col bambino arriva il senso di colpa, e qualsiasi cosa facciamo sbagliamo, noi donne, perché ovviamente sentiamo su di noi il peso che dovrebbe essere condiviso, ma lo sentiamo su di noi. Per cui è tutto vero, è sicuramente vero che dentro di noi abbiamo tutte le competenze per poter crescere bene un figlio se ci ascoltiamo. È vero che questa consapevolezza ci arriva quando ormai il più è fatto, diciamo. Il supporto di quello che dice, io ho avuto degli ospiti appunto che si occupano di adozioni, e in effetti fa molto pensare, mi diceva questa presidente, quando c'è l'adozione, che chiedono quasi sempre il cicciobello, anche di una certa età, perché l'impegno è diverso, cioè loro pensano che a un bambino un po' più grande sia più facile da gestire che non il piccolo, mentre questa presidente dice: guardate che non è proprio così, è l'incontrario casomai, però la paura, ecco, di non essere in grado di gestire questo frugoletto, perché non mi ricordo, perché non ho più voglia, perché so che è molto impegno, anche questo crea dei grossi problemi. Prego, Presidente. Sì, sicuramente poi quella è una scelta ancora più radicale, fare proprio uno spazio a una persona che non è neanche passata attraverso il nostro corpo con la gravidanza è una scelta preziosissima, perché in Italia sì, c'è la denatalità, ma nel mondo invece sappiamo che non c'è più spazio per tutti, quindi accettare e accogliere nella propria casa un bambino è sicuramente un dono preziosissimo. È vero che ovviamente un bambino che nei primi mesi riceve il calore di una famiglia che l'ha tanto desiderato è speciale per un bambino o per una bambina, insomma, piuttosto che vivere tanti anni in un luogo, magari nella violenza, come arrivano certi bambini. Se ne parla così poco? Perché noi sentiamo parlare di, adesso grazie anche alle associazioni di maternità, di denatalità, di associazioni che aiutano, ma si parla poco di adozione, questa adozione che facciamo ancora fatica in Italia a capire cos'è, che ha dei costi anche molto alti purtroppo. Ecco, e questi
poveretti, questi bambini, guardate che io ho visto e sono scandalizzata di quello che ho visto nel silenzio totale della politica, non solo nazionale ma anche europea, anche mondiale, ecco, di queste situazioni che veramente io mi domando: ma cosa volete fare di questi bambini che non hanno nessuna colpa? Abbiamo visto le guerre, abbiamo visto cosa succede e chi è che ne paga le conseguenze? Chi è che ne paga le conseguenze? Ecco, queste fragilità, ecco, viviamo anche di una città che è fragile, che è Venezia, però se è gestita bene la fragilità si può superare. Cosa dice Presidente Vincenti? Sì, dico che è arrivato il momento di occuparsi anche di questo tema. Adesso ritorno su quello che è il mio argomento, cioè il turismo, perché poi è l'argomento del giorno, è l'argomento caldo. Dicevo, far convivere una città fragile dal punto di vista artistico, monumentale e anche dal punto di vista della sua popolazione, 50.000 persone su 7 km quadrati, con quella che è la sua risorsa maggiore, perché di certo la sua risorsa maggiore è il turismo, però non è facile. È arrivato il momento di occuparsi di queste fragilità, non si può prorogare ancora l'attesa e quindi, per esempio, forse sarete al corrente che dal 1° giugno di quest'anno a Venezia i gruppi non potranno avere più di 25 persone, di 25 partecipanti. È una piccola cosa che ha deciso il Comune di Venezia, è una cosa che forse renderà più complesso l'organizzazione del nostro lavoro, ma che noi accettiamo di buon grado proprio perché bisogna iniziare a occuparsi delle fragilità e anche una piccola cosa può contribuire a migliorare la situazione, secondo noi, cioè non è la stessa cosa girare con 40 persone o girare con 20 persone, 25 persone dietro di noi. Non è andiamo certo a vedere anche questo servizio perché devo correre purtroppo. Contributo accesso Venezia e poi lo commentiamo. Andiamo a vedere. Sì. I tecnici stanno lavorando per darci un report di fine giornata su questa prima giornata di attività, per cui in questo preciso istante non ho dati disponibili in questo senso. Penso e spero che ci sia stata un'attività più facile, probabilmente che ci sia un'attività legata alle esenzioni, o anche persone che proprio per provare il sito appunto si scaricano un'esenzione per l'X giorno previsto, dove c'è appunto magari previsto il contributo d'accesso perché è un giorno tra i 29 che abbiamo segnalato. Proprio come abbiamo fatto noi, un'operazione semplice durata pochi minuti, accedendo al portale per la prenotazione col contributo di accesso sul sito cda.ve.it. Come si vede, il portale permette di prenotare l'ingresso, richiedere le varie forme di esenzione e per le categorie previste pagare 5 euro a persona. Poi sarà fornito il QR code richiesto una volta in città. L'accesso sarà operativo in 29 giornate tra aprile e luglio 2024, dalle 8:30 alle 16. Dal 25 al 30 aprile, dal 1 al 5 maggio, tutti i sabati e le domeniche fino al 13-14 luglio, escluso il fine settimana della Festa della Repubblica 1-2 giugno. Non abbiamo posto nessuna soglia e c'è una tariffa flat a 5 euro in cui appunto che va pagata per coloro che non hanno esenzioni e esclusioni. Il prossimo anno si pensa invece di mettere una soglia entro la quale il contributo sarà più basso, oltre la quale il contributo sarà più alto. Dispensati dal pagamento i turisti che pernottano in albergo, affittacamere o B&B, che pagano già la tassa di soggiorno. Ribadisco il fatto che i residenti e i nati a Venezia non devono fare nulla. Esentati inoltre i bambini fino ai 14 anni, chi ha necessità di cure, chi partecipa a competizioni sportive, forze dell'ordine in servizio, coniuge, convivente, i parenti o affini fino al 3° grado di residenti nelle aree in cui vale il contributo d'accesso e una serie di ulteriori esenzioni previste dal regolamento. Allora, prima di sentire cosa ne pensa la Presidente Vincenti, abbiamo Livio al telefono. Ciao Livio. Mirella, ciao, un saluto alle tue ospiti. Volevo fare una domanda alla gentilissima signora, non mi ricordo il nome, che è una guida di Venezia. Vincenti, la dottoressa Carlotta Vincenti.
dottoressa Carlotta. Va bene, Vincenti. Dunque io è tanto, saranno più di 15 anni che non vado a visitare Venezia e ho una gran voglia di vederla perché è una città unica al mondo, insomma. Ecco, volevo chiederle, ho sentito che c'è una mostra in Piazza San Marco sulla tortura, non so se sia esatto definirla mostra, ecco. Vorrei visitare anche quella mostra perché è aperta fino al 20 aprile mi sembra, ecco. E volevo un suo parere anche da lei su questa mostra della tortura. Vi ringrazio e vi saluto. Vedete che stimoliamo anche queste persone diversamente giovani, iniziare a capire che forse anche loro con un passetto in più possono veramente passare delle giornate splendide. Prego Presidente Vincenti. Allora, grazie per la domanda. Sì, è possibile visitarla in una parte del Palazzo Ducale, che sono le carceri del palazzo. A dirle la verità, io quella parte non l'ho ancora visitata, però è una buona occasione per vedere una parte importante del Palazzo Ducale di Venezia, nel senso che è una parte storica dove aveva sede la polizia una volta della città e dove venivano anche reclusi prigionieri, perciò le consiglio senz'altro di venire, andarla a vedere e magari unirla anche a una visita del resto del Palazzo Ducale, che era la sede dell'amministrazione della giustizia della città. Mi ricordo che io l'ho visitato con il Ponte dei Sospiri, quel famoso ponte che quando passavi poi non vedevi più perché andavi nella carcere, che avevo 8 anni, Presidente. E mi è rimasto talmente impresso, ma talmente impresso quello che ho visto. Pensate all'importanza anche di far capire ai bambini, ai ragazzini la storia, le radici, perché ti rimane talmente impresso che io ho ancora tutto fotografato qua, quello che ho visto. Questo carcere completamente vuoto, questa prigione tutta marmo con una sola pietra, ho proprio fotografato e sono delle immagini che mi vengono spesso, ecco, come diceva Livio, ecco, questa bambina che viene portata a vedere quella che era veramente la tragedia che si viveva all'epoca. Non c'erano le carceri che ci sono adesso, forse da là parte, ecco, il capire la storia di Venezia, di quello che era la Serenissima, la famosa Serenissima. Ecco, Presidente, anche i bambini, ecco, le famiglie assieme, visitare, capire, perché è da piccolo che poi fai i percorsi per iniziare a sviluppare quello che è poi nella tua mente il percorso che farai anche culturale. Prego. Sì, effettivamente poi, soprattutto nei primi anni di vita, tenere stimolata la curiosità è essenziale poi perché è il momento in cui il cervello sta crescendo, si sta costruendo, per cui più informazioni, più stimoli, non sto parlando di overstimolazione, quindi giochi elettronici, cose del genere, ma proprio essere stimolati da quello che si vede con i propri occhi, che si sente con le proprie orecchie, è assolutamente indispensabile per i bambini e inoltre può essere un'occasione proprio per passare del tempo insieme in famiglia, che anche quello è essenziale, il contenimento, il contatto, che non deve essere per forza pelle a pelle, ma proprio stare insieme una giornata con la propria famiglia circondati di bellezza è evidentemente una cosa preziosa per i bambini. Perché culturalmente non ci siamo? Io mi ricordo che l'ultima volta che sono stata era fine settembre, prima ottobre, che ho portato 200 persone fragili, quasi tutte, perché stiamo parlando di diversamente agili, ma anche di diversamente giovani, di ragazzi un po', diciamo, sopra le righe. E devo dire che quando sono entrati specialmente i musei civici, al Teatro La Fenice, Presidente Vincenti, ecco, che ci hanno messo tutto gratuito proprio per le fragilità, è stata una cosa magica. L'attenzione, il rispetto, tanto è vero che il direttore generale della Fenice, il dottor Andrea Eri, che ho avuto anche ospite la scorsa settimana,
è rimasto anche lui impressionato con quanta attenzione ammiravano la bellezza, l'arte, l'importanza. Entravamo a piccoli gruppi, perché eravamo in 200, non pochi, divisi tra tutti i musei civici e la Fenice, e devo dire che è stata una giornata magica per loro. Nessuno si è lamentato del caldo, era una giornata caldissima, nessuno si è lamentato della passeggiata che abbiamo fatto per Venezia. Siamo arrivati alle 19 alla sera che stavano ancora ballando nelle motonavi, per dirle quanta adrenalina avevano accumulato queste persone che sono sempre relegate ma non perché manca qualcosa, ma questa bellezza, ecco, sposare la fragilità con l'arte, Presidente, quanto importante sarebbe? Noi abbiamo sentito in musei civici che ci sono dei percorsi per diversamente agili, ma non li conosce nessuno. I CEOD che non conoscevano questa realtà, queste guide turistiche che sono a disposizione, ma se non conosciamo, Presidente, cosa facciamo? Abbiamo tutto, come dico sempre, siamo 7.000 associazioni, ma se non ci conosciamo e non sappiamo l'obiettivo a chi rivolgerci perché non lo conosciamo, è come non ci fossimo. Prego, Presidente Vincenti. Ecco, allora confermo tutto quello che è stato detto a partire dai ragazzi e anche i bambini piccoli. La soddisfazione personale che possono dare a una di noi nel partecipare a una visita guidata. Sono fantastici, sono attenti, sono curiosi, non hanno pregiudizi, preconcetti. È il miglior cliente che secondo me si possa avere, poter accompagnare un bambino per Venezia. E quell'altro aspetto, i fragili, i diversamente abili, è un argomento del quale ci siamo occupati anche noi come associazione. Diversi nostri soci hanno anche fatto dei corsi di aggiornamento per poter essere in grado di presentare al meglio la città anche a persone che la godono in un modo non tradizionale, quindi ipovedenti o non vedenti, oppure portatori di handicap di vario genere, perché per noi è fondamentale che anche queste persone possano godere della città. È un arricchimento enorme, non solo per loro, ma anche per noi avere a che fare con questi gruppi, diciamo, un po' fuori dall'ordinario, perché sono un arricchimento anche per noi stessi. E sarebbe, da questo punto di vista lei ha ragione, sarebbe il caso anche di pubblicizzare di più queste iniziative. È una cosa che diciamo porto a cosa da questa intervista come un po' un compito per casa. È un appello che facciamo, Presidente, perché abbiamo tante cose in casa, ma se non le conosciamo, e fortunatamente io con questa trasmissione riesco a trasmettere, anche a unire, avete visto anche prima, ecco, questa unione che ci sarà tra questa associazione Il Melograno e le guide turistiche, per cercare di far capire ancora di più la bellezza che abbiamo. Pensate alla fortuna a 2 passi da casa, svegliatevi, fra poco arriva la primavera, uscite, andate a Venezia, c'è solo il sabato e la domenica, c'è il lunedì, martedì, mercoledì, che noia, sempre a casa, solo a casa con le associazioni che abbiamo, non da soli, veniamo a prendervi, basta che ci conosciamo tra di noi, perché anche là è una tragedia. Allora, come ci saluta, Presidente Donà, cosa vuole dire? Ma vi ringrazio dell'opportunità di venire qui a parlare della mia associazione che porto nel cuore, insomma. Noi abbiamo appena iniziato a lavorare con questo nuovo corso e ci auguriamo di poter arrivare sempre più a tutte le mamme, a tutte le donne, a tutti i papà. Anzi, chiamiamo i papà più possibile, insomma, noi accogliamo tutti, la nostra sede è la casa di tutte le donne, gli uomini, i bambini e le bambine. Dove vi trovano? Ci trovano a Treviso, in via Francesco Baracca. Avete capito dove sono. Grazie, però prima di lasciare anche la dottoressa Carlotta Vincenti andiamo a vedere cosa dice Pellicani, ripensare Venezia, poi la salutiamo, andiamo a vedere. Nella prima sessione del laboratorio partecipato all'M9 di Mestre in scena Ripensare Venezia. Dopo la carica dei 1000 che hanno risposto al sondaggio online, si è discusso di come dal punto di vista economico, sociale e lavorativo si debba investire maggiormente sulla cultura e sulle peculiarità storiche e artistiche della città, senza continuare a puntare tutto esclusivamente sul turismo, che genera richieste di lavoro poco qualificato, cameriere in ristorante ed albergo, facchino e commesso.
una monocultura turistica, quella attuale, che produce stipendi molto bassi. Non a caso Venezia è la città col reddito medio più basso dell'intero nord-est, dati Veneto Lavoro e Fondazione Pellicani. E da qui con il suo segretario che si è dato avvio alla prima delle 2 giornate di dibattito. Con Ripensare Venezia la Fondazione ha inteso lanciare un progetto che ha l'obiettivo di immaginare la città del futuro, dei prossimi decenni, ma per farlo il primo step non può che essere quello di cercare di fotografare la città che viviamo, cioè la città che abitiamo quotidianamente. Città da dove i giovani di casa fuggono in cerca di migliori opportunità di lavoro e di vita, e popolata per il 40% da residenti di nazionalità straniera che si accontentano, per così dire, di quello che passa il convento. La parola chiave di questo progetto è insieme. Insieme ai cittadini stiamo scattando questa fotografia. Tu citavi prima dei dati che sono emersi da contributi della Fondazione a questo progetto che costruiamo con tutte le persone che hanno partecipato anche al laboratorio di oggi, la prima sessione, più di 15 interventi. La consapevolezza che il turismo è e resterà sempre la principale attività economica della città, ma non può essere l'unica. Da qui la bocciatura tout court dell'idea dei tornelli per gestire i flussi turistici. Noi dobbiamo gestire i flussi, non promuovere, improvvisare trovate che poi in qualche modo hanno effetto sulla stampa internazionale ma non risolvono il problema dei veneziani. Noi dobbiamo trovare delle regole e non appunto avanzare iniziative come queste che abbiamo già visto che servono a poco. Allora, come si saluta, Presidente Vincenti? Prego. Penso anch'io che sia molto importante puntare sulla qualità. Venezia ne ha tantissima dal punto di vista culturale da offrire ed è su questo che noi dobbiamo puntare, ma noi tutti veneziani però, dai commercianti a chi ci vive, a chi ci lavora. Puntare a mostrare al mondo il meglio di noi e quindi puntare alto sulla qualità. Venezia ha tantissimo, è una città aperta che va visitata, però va visitata con consapevolezza, preparandosi, sapendo a quello che si va incontro, non mordi e fuggi. Da questo punto di vista secondo me è molto importante puntare anche sulla qualità dell'offerta culturale che coinvolge tutti noi. E ringraziamo e salutiamo Carlotta Vincenti, Presidente Associazione Guide Turistiche di Venezia. A prestissimo, Presidente, glielo prometto, grazie perché ho tante fragilità e non solo, ci vedremo, grazie anche per questa spiegazione che ha fatto e soprattutto voi a casa, arriva la primavera, svegliatevi tutti insieme, perché sto parlando alle persone, non a uomini, donne, alle famiglie, soprattutto andate a visitare questa meraviglia che abbiamo, che è Venezia, unica città al mondo. Grazie, grazie, pubblicità. Grazie. Saluto altri 2 graditissimi ospiti, abbiamo in presenza Andrea Zanoni, consigliere regionale del Partito Democratico, ma saluto veramente tanto anche Marina Menardi, collegata con noi da Cortina, Presidente Comitato Civico Cortina. Allora partirei proprio da lei, Presidente veramente Menardi, perché cosa sta succedendo a Cortina? Perché adesso il sindaco è stracontento, ha detto finalmente si parte con i lavori, ma mi sembra che anche il Presidente della provincia Padri sia molto favorevole a questi lavori, a questa enorme montagna di soldi che arriverà a Cortina. Io ho detto che forse è arrivato anche Don Ciccio con la valigia, l'ho detto l'altro giorno, forse c'è Don Ciccio che sta girando con la valigia e sa quando la valigia è piena di tanti soldi, con la gola fa la gola a tanti. Cosa ci racconta Presidente Menardi? Don Ciccio con la valigia servirebbe per la gestione dopo le Olimpiadi, perché i soldi ci sono per costruire la pista, però il sindaco non so se è proprio molto contento, perché si è dichiarato anche davanti alle telecamere preoccupato per la gestione futura. Sono 1.400.000 euro dichiarati da lui stesso
e che non si sa chi paga, come coprire la spesa. Al momento l'unico che pagherà sarà il Comune di Cortina, ma bisogna trovare un accordo con qualcuno per la famosa legacy futura, la sostenibilità economica, quindi sì, contento, ma insomma penso che anche lui non sia proprio così felice. Vorrei farle sentire l'intervista invece che ha fatto qui proprio a Svegliavente, che gliel'ho anche raccontato, Presidente, ecco, dove diceva appunto che non c'era nessun problema per il dopo pista e il sostentamento. Allora, Zanoni, cosa sta succedendo secondo lei? Ecco, questa visione si fa a tutti i costi, magari spendendo meno, ma si deve fare. Ecco, queste lobby che veramente stanno cercando di mettere le mani nel paese intero che si chiama Italia, perché è gestito da loro, ormai sono loro che comandano. Prego. Trovo veramente bizzarra questa situazione, perché l'ente, il più autorevole ente chiamato a decidere, ovvero il Comitato Internazionale Olimpico, si era sempre detto contrario a fare la pista da bob a Cortina perché costituisce uno spreco e sarebbe stato meglio adattare le piste da bob esistenti nell'area limitrofa, evitando appunto di sprecare dei fondi pubblici ingenti. Ricordo che comunque, stando a quello che si legge, il costo dell'opera sarà di 80 milioni di euro, poi la gestione, come ricordava la Menardi, è a carico non si sa di chi. Io sono intervenuto, ho fatto anche delle richieste formali in Consiglio regionale per chiedere chi andrà a gestire questa opera, perché il costo di quest'opera poi potrà essere anche di 30-40 milioni di euro negli anni, quindi 1 milione e mezzo di euro di gestione l'anno. Sono fondi importantissimi, potremmo fare una scuola all'anno con questi soldi in Veneto e poi c'è anche la questione del calendario, del cronoprogramma. Sono cantieri molto particolari che prevedono la realizzazione di opere di getti in cemento armato, di infrastrutture quindi che hanno bisogno anche di determinate temperature, condizioni anche meteorologiche. Io mi chiedo come possa essere possibile realizzare un'opera così complessa che prevede degli sbancamenti, prevede dei getti in cemento armato, prevede la realizzazione di un numero incredibile di sottoservizi, soprattutto i gruppi frigo, che devono fare una delle cose più difficili al mondo, cioè creare una superficie ghiacciata in pendenza. Ecco, mi chiedo da un punto di vista di cronoprogramma se riusciranno a fare questo miracolo, se un'azienda, quella che ha presentato un'offerta, ci valuterà quelle che sono le conseguenze per evitare eventuali ritardi, cioè ovvero le penali. Penali che poi spesso, come insegna la storia in Veneto, per bontà della regione, in questo caso la Superstrada Pedemontana Veneta, non vengono nemmeno applicate. Ricordo che la Corte dei Conti ha detto e chiesto alla Giunta regionale del Veneto perché non ha applicato le sanzioni sui ritardi a Superstrada Pedemontana Veneta, che fatti i conti risultano ammontare a 1.800.000 euro. Ma se sulla Superstrada Pedemontana Veneta, anche se ci sono i ritardi, bene o male non cambia niente, tanto pagano i veneti, in questo caso rispettare il cronoprogramma è vitale, perché non è che spostino la data delle Olimpiadi per i ritardi che potrebbero esserci causati da questi lavori fatti in Veneto. E quindi sarà veramente una situazione bizzarra, come dicevo prima, e staremo a vedere cosa succede, perché le proposte, anche in tempi non sospetti, alternative fatte dallo stesso Comitato Internazionale Olimpico erano chiare ed erano fattibili. Leone da Tre Baselleghe, ciao Leone. Ciao Mirella, grazie, saluto i tuoi ospiti. Finalmente riesco a prendere la linea con un politico, Mirella. Allora, io sono uno di quelli che ha sempre votato a destra e continuerò a votare a destra. Ma nonostante ciò mi accorgo che ha ragione questo esponente di sinistra, che qui ci siamo indebitati con il Mose, che è una cosa costosissima da gestire, ci siamo indebitati con la Pedemontana, che adesso c'è poca gente che la traffica, perciò sarà da pagare anche quella. Adesso ci stiamo indebitando con questa pista da bob.
È tutta la destra che ha fatto questo. Però come mai che la gente continua a votare a destra? Sa perché io continuo a votare a destra? Io sono del centro-destra, potrei votare anche al centro-sinistra. Però, vede, io vedo degli anziani che vanno all'ospedale, tornano a casa e non si trovano più la casa. E c'è qualcuno che gliel'ha presa. Questo è cannibalismo, lo trovo. E sa da cosa dipende questo? Dalla sinistra. Questa è la sinistra che ha fatto queste cose. Perché non è possibile che un anziano vada in ospedale, torni a casa e si trovi la casa occupata. Questa è la cosa più scandalosa che esista e tu queste cose non le vedi nei giornali, nelle prime pagine. Questo dovrebbe essere nelle prime pagine dei giornali. Questa è una cosa scandalosa, eppure succede continuamente e questa è la sinistra che ha fatto tutto questo, perché non è possibile che uno ti vai a prendere la casa, non è accettabile. È per questo che io non voto a sinistra, nonostante tutti i problemi che ci dà la destra. Ciao Mirella, grazie. Abbiamo sentito Leone, prima di commentare la telefonata di Leone con Andrea Zanoni andiamo a vedere questa apertura buste, gara Bob, e la commentiamo con la Presidente Minardi. Andiamo a vedere. Mi avete il mio telefono? Vediamo se qualcuno ha scritto, non so, te lo dico. Abbiamo un'offerta per Bob. Le 12:18 a Palazzo Balbi, il presidente Zaia sta rispondendo alle domande dei giornalisti nel consueto punto stampa. Il momento è quello buono. Alle 12 è scaduto il termine previsto dal bando di gara per la realizzazione della pista da bob più snella ed economica voluta dal ministro Salvini. E finalmente almeno un'offerta si è appalesata, quella della Pizzarotti di Parma. Diciamo che oggi finalmente splende invece il sole su Cortina, nel senso che con questa prima informazione che ho avuto dal commissario di Sant'Andrea, dove c'è stata una partecipazione alla gara, è diciamo questo per noi di conforto, perché forse finalmente vedremo partire l'opera. 750 giorni segna il countdown della Fondazione Milano Cortina ai Giochi Olimpici del 2026, 685 quelli previsti dal bando per la realizzazione dell'opera, che nel sito di Simico risulta già in fase di aggiudicazione. Il progetto, ha ribadito oggi Zaia, non è governato dalla Regione Veneto. Cercheremo di capire se l'azienda c'è, se ha titolo e ha tutti i requisiti, se ci sono le garanzie, dopodiché potremo dire che se CIO accetterà, ma questo dovremo capire, in base alle garanzie che verranno date sulla tempistica, il bob si potrà realizzare. Dalla sede municipale il sindaco Lorenzi fa gli scongiuri, certo oggi con meno apprensione rispetto al passato. Voglio essere positivo, finalmente cominciare a fare una narrativa più positiva, e quindi prendendo quello che è oggi il messaggio che c'è stata partecipazione, questo mi riempie di gioia. Oltre 76 milioni contro i 124 del progetto Cortina 1, il prezzo a base d'asta, con un ribasso concesso fino a poco più di 63 milioni, esclusi i costi per la manodopera. Io dico che va comunque realizzato solo nella condizione in cui sarà ad ospitare le Olimpiadi. Qui però è doverosa una precisazione legata al vincolo previsto nel capitolato d'appalto. L'opera dovrà essere realizzata in ogni caso anche nell'eventualità di un veto del CIO, la cui decisione finale è attesa per il 31 gennaio. Il punto sarà perciò convincere Thomas Bach. Allora, Presidente Menardi, come commenta? Poi risponderemo anche a Leone. Prego, Presidente. Oddio, come commento, il sindaco è stato l'unico a dichiarare di essere contento, perché non abbiamo nessuna comunicazione ufficiale sull'assegnazione della... Sappiamo che c'è l'azienda Pizzarotti che si è offerta, ma l'abbiamo saputo da Zaia durante una conferenza stampa, che prende il telefono e guarda e c'è un messaggio dove dice sì, c'è un'offerta, ma io personalmente, che sono giornalista, non ho ricevuto nessuna comunicazione ufficiale da Simico o da chi dovrebbe dichiararlo, quindi evidentemente ancora l'assegnazione non c'è. Abbiamo l'offerta ma non abbiamo l'assegnazione, questo è il primo punto. Quindi diciamo che la notizia è stata data senza grandi squilli di tromba, senza tante contentezze. Lo stesso Zaia ha detto che ha senso fare la pista solamente se si fanno le Olimpiadi. Quindi torniamo a quello che diceva prima Andrea Zanoni sul cronoprogramma, che è talmente stretto e difficile da seguire che non sappiamo.
Il sindaco, un altro punto sul sindaco, in consiglio comunale alla fine di dicembre ha dichiarato, c'è quest'audio che è girato anche in televisione, che non dorme la notte pensando alle garanzie firmate dal sindaco precedente e che l'amministrazione comunale rischia il default. Quindi non capisco, allora il sindaco dovrebbe un attimo prendere una posizione chiara, cioè gioire sì, ma c'è poco da gioire qui, rischiamo di andare in bancarotta. Chi paga? C'è sempre la questione del dopo, oltre alla questione dei soldi comunque stanziati, che se la pista non andrà costruita in tempo, cosa succede? Sono soldi buttati via. In ogni caso dopo rischiamo di avere una struttura incompleta, perché mettiamo anche che finiscano la pista in tempo, ci sono le opere accessorie che dovrebbero essere fatte dopo. Siamo sicuri che poi vengono finite? È tutto talmente così ben poco definito e non si sa niente, perché la trasparenza sappiamo che è una chimera, che l'entusiasmo non c'è neanche da parte delle istituzioni. Io questo mi sento di dire. Quindi vediamo poi adesso cosa dice il CIO. Abbiamo ancora una settimana, a fine mese il CIO, che si è sempre dichiarato contrario e continua a farlo, vediamo cosa dirà, e lì finalmente sapremo cosa succederà con la pista di bob. Vede, Presidente Menardi, quello che rammarica a me personalmente, perché sto vivendo una fragilità del paese, una povertà che non ha limiti, e ieri parlavo con un'altra associazione di volontariato che ha detto: sai Mirella, il male che mi fa sentire, ma cosa volete aiutare? Che ci sono i ristoranti pieni, che vanno in vacanza, vedete le file di macchine e non si rendono conto di quante persone invisibili sono a casa che non riescono neppure a fare la spesa. Ecco, questo far vedere che il mondo è tutto rosa, che non c'è nessun problema, ma quello che mi fa veramente specie è che sono soldi pubblici. Sono soldi pubblici impiegati in qualcosa che aiuterà ancora di più il mondo dei ricchi, il mondo che può permettersi certe cose, di avere delle agevolazioni pazzesche, strade, ponti, volevano perfino l'aeroporto, così scendono a Venezia e arrivano a Cortina velocemente. Capisce che questo paese ha bisogno di svegliarsi. Prima l'ha detto molto bene, stiamo pagando il Mose, la Pedemontana, qui stiamo pagando ancora la provincia, se no qualcuno non lo sa, stiamo ancora pagando la provincia di Treviso, perché Versailles hanno fatto una roba mega, c'era il presidente anche Zaia, anche là, se mi ricordo bene, che poi è stato tolto tutto, adesso non si capisce bene che fine faranno queste province, questi uffici, questi dirigenti strappagati, sa ancora cosa fanno, per un appuntamento 2 mesi, Bottero, per parlare con un dirigente della provincia, tanto per dirvi come stanno le cose, ma soprattutto i soldi pubblici che dovrebbero essere impiegati sulla qualità della vita e d'aiuto alle persone, alle fragilità, quelli che hanno necessità di investire. Ecco, poi si continua a dare i premi a persone che fanno questo, perché sono i più bravi di tutti. Zanoni. Allora, ricordo anch'io gli episodi delle spese pazze, diciamo così, per fare il nuovo sito della provincia di Treviso. Ricordo un tavolo da 15.000 euro, solo un tavolo, e ricordo poi anche quella scala particolare, costosissima anche quella che vollero realizzare. Io da consigliere regionale devo dire che anch'io purtroppo ricevo moltissime segnalazioni nel territorio di situazioni di disagio veramente molto importanti, e va anche detto questo, che la maggior parte di queste persone che vivono questi disagi, che hanno veramente grossissimi problemi, non riescono neanche più a curarsi, oltre che ad avere sempre il necessario per alimentarsi, la maggior parte non hanno neanche la forza di chiamare. Proprio anche i sindaci. Sì. Fermo un secondo Zanoni, perché abbiamo Giorgio da San Stino di Rivenza. Ciao Giorgio. Buongiorno Mirella e i suoi ospiti. Buongiorno. Io volevo dare una mia opinione che è un po' di contraltare rispetto a quello che sento dire. Brevissimamente, 2000 anni fa un cappellone in Giudea ha detto che i poveri li avrete sempre con voi. Però la Maddalena ha voluto fare qualcosa di carino nei miei riguardi,
quindi non c'è problema il fatto che questi soldi potevano essere investiti per aiutare i poveri, come diceva Giuda Iscariota. I poveri avrete sempre con voi, quindi non preoccupate, avrete sempre l'opportunità per fare del bene. Ora, nei paesi in cui ci sono queste piste da No, calma Giorgio, non è un'opportunità, fermo. Ti lascio parlare, per non dire che noi avremo un'opportunità. Noi stiamo mettendo e facendo un'esigenza, non un'opportunità. Attenzione alle parole. Noi non viviamo di opportunismo. Prego Giorgio. Mi perdoni, pronto? Sì, prego. Ecco, volevo solo dire, nei paesi dove c'è la pista bob fatta da tanti anni, dubito che non ci siano poveri, anche lì ci saranno sicuramente le persone che hanno bisogno, diciamo, di le cure primarie per la propria dignità, e penso che sia del tutto superfluo, diciamo, aver fatto quelle piste da bob in quei paesi. Però qual è il punto? Che quelle piste bob sono redditizie. Aspetti, molti dicono, ma non ci sono tanti praticanti che potranno un domani usare quelle piste bob. È vero, ma se mai ce l'avrai, mai potranno aumentare. E poi ha fatto un bel esempio il nostro governatore. Ma chi ha fatto le piste di Formula 1? Quanti sono i praticanti di Formula 1 in Italia? Eppure ce ne abbiamo 2. Eppure dietro quelle piste c'è tutto un indotto e un guadagno. Allora, se si fanno le cose, perché si fanno? Se non si fanno, perché non ci sono e non sono state fatte. Ma insomma non siamo mai contenti. È come, ha presente le antenne, quelli dei mobili, del mobile, dei cellulari. Allora tutti vogliono il comune, tutti vogliono una copertura del territorio della rete che si possa prendere in qualsiasi luogo, però non vogliono l'antenna, il ripetitore vicino a casa loro perché le onde fanno male. Ma se la sposto più in là c'è un altro che si lamenterà. E allora se vogliamo le comodità, bisogna rinunciare a qualcos'altro. Va bene, scusate, bisogna avere equilibrio e lungimiranza. Scusate, buona giornata, saluti. Grazie Giorgio da Sestino di Livenza, che si capisce perché aumenta la povertà e che siamo sempre gli ultimi ad essere supportati perché ci sono queste idee. Prego. Sì, vorrei ricordare a Giorgio che diceva che dove ci sono le piste da bob le cose vanno molto bene, che in realtà dove ci sono le piste da bob a Torino, ma anche quella di Cortina, vediamo che sono state lasciate nel più totale abbandono proprio perché sono piste utilizzate da pochissime persone. Quindi servono solamente come spot e non è che dopo avremo dei redditi altissimi ed entrate per farle funzionare. Tant'è vero, e la prova viene dai dati, dai numeri, che serve 1 milione, 1,5 milioni l'anno. E sicuramente quel 1,5 milioni l'anno di manutenzione non arriva dalle entrate di chi utilizzerà questa pista, ma deve metterle l'ente pubblico, cioè il comune o la regione. E siccome l'ente pubblico, il comune e la regione erogano servizi ai cittadini, soprattutto ad esempio anche in sanità oppure in sicurezza stradale e quant'altro, dopo tutti questi soldi si ripercuotono in tagli alla sanità, in tagli alla sicurezza stradale. Quindi il buon amministratore, il buon presidente di regione dovrebbe valutare se è meglio dare quei servizi essenziali per soddisfare i bisogni primari, come potersi alimentare, potersi curare, rispetto a dei giochi che verrebbero utilizzati solo per un periodo, cioè le Olimpiadi, e dopo in maniera molto minore, con dei costi a carico della collettività, oppure dedicarsi ai cittadini che hanno bisogno. Volevo dire poi a Leone, prima, che parlava di responsabilità della sinistra collegate all'occupazione delle case pubbliche. Ricordo a Leone che non è la sinistra, sono delle leggi dello Stato e sono leggi che ci sono almeno da 20 e 30 anni. In questi 20 e 30 anni, visto che lui è innamorato della destra e continuerà a votare per la destra non ha mai toccato queste normative. Pertanto se ne faccia una ragione che se ci sono delle corresponsabilità. La legge evidentemente, se accadono determinate cose, andrebbe rivista, ma sicuramente non può dire che è colpa della sinistra se accadono queste cose. Allora io vorrei anche ricordare la terza corsia, io che la faccio spesso, e che ci sono i lavori da 20 anni, ormai chissà quando finirà, quella che collega proprio il Veneto con il Friuli. Se per cortesia mi vogliono dire quando finirà anche questa terza corsia,
visto che ogni volta che ci vado prendo di quelle incazzate nel vero senso della parola, perché mi dicono che gli operai sono sottoterra, che non li vedo perché sono sottoterra, anche qua bisognerà capire dove vogliamo parare, quando finiremo i lavori, perché veramente è un'indecenza le nostre strade, di notte non si lavora, di giorno che c'è un traffico della Madonna non si sa, chiamiamo anche quella poveretta che non c'entra niente perché non riusciamo più a uscire di casa, ecco, uscite dalla Pedemontana, siete imbottigliati con dei tunnel di macchine che non riusciamo più a capire da che parte uscire, perché questa è la verità e nessuno lo dice. Allora, Marina Menardi, come commenta le telefonate? Prego. Beh, adesso veramente all'ultima telefonata il paragone con la Formula 1 mi fa sorridere molto. Io non so se l'ascoltatore ha presente del giro di soldi che c'è dietro a una gara di Formula 1. È uno dei giri più grossi che c'è all'interno degli sport. E come si può paragonare una pista da bob a una pista di Formula 1? Ma proprio non regge. E chiedo all'ascoltatore: ha mai visto negli ultimi 10 anni, negli ultimi anni, una gara in televisione di bob? Ecco, vorrei avere una risposta, perché altrimenti rispondo io. Il bob non viene nemmeno trasmesso in televisione, quindi vuol dire che non c'è nessun interesse da parte degli sponsor ad investire in uno sport che non ha nessuna visibilità, oltre ad essere praticato da pochissime persone. Quindi il paragone con la Formula 1 proprio non regge. Se queste sono le osservazioni di queste persone, veramente mi chiedo... Zaia, in realtà. Cioè mi viene da dire svegliamoci, ecco, riallacciarmi al titolo della trasmissione. Francesco da Padova, vai Francesco. Voglio dire, signora, qui che le Formula 1 però impegnano miliardi, ma tanti miliardi. Ecco, sì, voglio dire, signora, qua che le piste di Formula 1 impegnano miliardi, ma miliardi. Chiaro? Basta, detto. Quindi Bobo, quando vuole che impegnino. Ecco, ma confermi quello che ha detto la dottoressa Menardi, ha detto proprio questo? Abbia pazienza, perché sennò questa qua, ho capito io, ma non è da paragonare il Bob con la Formula 1. La Formula 1 ti muove, ti fa spendere miliardi, e Bob, quando vuoi fare una pista da Bob, va bene, ma la fai una volta nella vita Abbiamo sentito anche Francesco da Padova, che è giusto sentire tutte le riflessioni, dopo ognuno si fa le proprie, però capite che quando si parla di soldi pubblici, ecco, io non posso sentire che il volontariato ha un'opportunità per aiutare i poveri, capite che veramente salto dalla sedia, perché sentir parlare di opportunità a quelli che veramente sono messi in gioco anche durante la pandemia per dare sicurezza alle famiglie, non solo povere, capite che mi dà abbastanza noia. Che noia. Allora, Menardi, però quello che noi vogliamo capire, lei è anche una giornalista, ma l'Italia finché continuerà a premiare le persone che dovrebbero farsi un giretto e un po' di aria fresca non farebbe male a questo paese, finché si insisterà a non capire che veramente abbiamo bisogno di persone nuove, competenti, che ne abbiamo, farli provare, puntare sui giovani, noi non andremo da nessuna parte, perché continuiamo a sentire ma non ascoltare e capire bene l'importanza dei soldi pubblici. Prego, Presidente. Certo, quello che noi stiamo cercando di fare con la nostra associazione, stiamo cercando di far capire che i soldi pubblici dovrebbero essere investiti in altro modo, sulla sanità o col volontariato, come dicevi tu, e in ogni caso non investiti, non è nemmeno un investimento questo, messi in qualcosa che non ha futuro. Questo è quello che stiamo cercando di fare opinione su questa cosa, di far riflettere le persone e la gente. Per fortuna siamo riusciti ad avere anche un eco a livello nazionale, e questo è molto importante, quindi noi cogliamo l'occasione delle Olimpiadi in questo senso, per far riflettere appunto le persone, che poi sono persone appunto che poi votano e quindi dovranno capire anche come a chi dare in mano la gestione del paese.
paese. Questo è quello che stiamo facendo. Speriamo di avere Però mi sembra che anche gli imprenditori del territorio, Menardi, ecco, specialmente del territorio di Belluno, hanno alzato la cresta, hanno alzato le antenne, hanno detto ma scherziamo, ma si deve fare assolutamente. Ecco, allora come giocate in casa con questi imprenditori? Questi sono, sì, la Confindustria di Belluno che più spesso si è manifestata a favore perché vuole entrare nell'ondata di soldi, di fondi pubblici e lavorarci. Questo è un po' il pensiero un po' del Veneto produttivo, delle imprese che lavorano a margine dei soldi messi dallo Stato, ma è un pensiero che io personalmente non condivido, perché si può investire su altro, si può pensare ad altre cose da fare, non a una pista da bob solamente perché dà lavoro nell'immediato, perché alla fine, certo, è vero, dà lavoro a molte persone, ma è una cosa che ha un termine, cioè avremo per un paio d'anni, un anno e mezzo, quello che è, avremo qualcuno che lavora, dopodiché la cosa finisce lì. Quindi non c'è futuro, non c'è redditività. Menardi, loro conoscono molto bene il nostro territorio, i politicanti, i politici, lo dico anche a Andrea Giannoni, nel senso che sanno che regna il famoso detto mi novò combatta, che poi si aggiunge la rassegnazione. Che cosa ha avuto che farsi? Come posso intervenire? Chi fa ormai, chi ha deciso? L'abbiamo vista perché siamo così, non c'è niente da fare. Invece di preoccuparsi di capire bene cosa sono i soldi pubblici, arriva la rassegnazione. Cosa ha avuto che femo? Prego. Allora, volevo aggiungere una cosa proprio sulla questione che c'è chi naturalmente sostiene questa opera, non solo Zaia. Tra l'altro ricordo che chi ha fatto il paragone della Formula 1 è stato proprio Zaia. Allora, io direi, giusto perché siamo tutti uguali davanti alla legge e siamo in una società democratica, che dovremmo contarci su chi vuole la pista da bob lì e chi non la vuole. Io credo sarebbe opportuno fare un referendum. Vorrei proprio vedere se queste voci di sostegno avrebbero la maggioranza a un referendum di fronte ai problemi sulla sanità, sicurezza stradale e quant'altro. Volevo ricordare un altro dato a proposito di terza corsia della A4. Ci sono dei bandi regionali per dare dei fondi ai sindaci per mettere in sicurezza le proprie strade, fare marciapiedi, fare rotonde, fare piste ciclabili, proprio per evitare tutta quella serie di incidenti che vediamo ogni giorno nelle cronache. Sono stati presentati in regione, e l'ho visto in Commissione Ambiente e Infrastrutture, 308 progetti. Quindi più della metà dei sindaci hanno bisogno di mettere in sicurezza strade. E di questi 308, 303 sono risultati finanziabili, quindi avevano le carte in regola. Bene, sapete quanti soldi sono stati dati e a quanti? Sono stati dati i fondi solo a 90 di questi comuni, solo a 90 di questi sindaci. Perché? Perché la coperta è corta. E sapete perché la coperta è corta? Perché dobbiamo fare opere come queste, pista da bob, dobbiamo coprire un buco di 60 milioni di euro, questo è quello che è stato approvato in bilancio a dicembre per i conti fatti male della superstrada pedemontana veneta. Quindi credo che vadano sottolineate le responsabilità di chi al momento di decidere, invece di pensare al futuro, di pensare ai servizi dei cittadini, di pensare alla sanità che va verso il privato e le liste d'attesa sono sempre più lunghe, che le scelte devono essere fatte per accontentare la maggioranza dei cittadini, non una singola minoranza che ha molto spazio in TV perché rappresenta le lobby e quant'altro. Questa è una cosa di fondo che dovremmo sempre avere in mente. Ma questo accade? Non accade. Il problema è che dopo, al momento del veto, ovvero essendo una democrazia ogni tanto ci si confronta con gli elettori sembra quasi dimenticarsi queste cose. Aggiungo l'ultima cosa: dopo in Consiglio regionale ci arrivano le proposte di legge, in mezzo a questo caos e a tutti questi problemi ci arrivano le proposte di legge per l'inno veneto,
per fare l'inno veneto. Io ho fatto una battuta l'altro giorno, l'inno veneto lo metteremo nelle segreterie delle ASL, così quando i cittadini chiamano perché non riescono a trovare la possibilità di farsi la visita e sono lì a causa delle lunghe liste d'attesa, sentiranno l'inno veneto. E questo è quello che stanno facendo i consiglieri della maggioranza oggi in Consiglio regionale. E la situazione è gravissima, è intollerabile. Oppure i 2 milioni dati al Golf Club di Asiago. Ecco, al Golf Club di Asiago, anche se qualcuno sta spiegando che c'è tutto un giro, non è solo il Golf Club, ma è come stiamo parlando di Cortina, non c'è solo la pista da bob, ma c'è questo mega impianto di viabilità, di infrastrutture, che capite bene che sotto c'è veramente un qualcosa che noi non conosciamo, ma che molti si riempiranno le tasche di questi soldi con questi lavori, e capite bene che stanno cercando di prendere al massimo. Menardi, come concludiamo? Prego. Come concludiamo? Vediamo allora con la pista, vediamo cosa succede, attendiamo con ansia, insomma, attendiamo il 30 o 31. Posso anticipare comunque che il CIO ci ha risposto. Noi avevamo mandato una lettera dove puntavamo il dito sulla questione del rispetto del cronoprogramma, l'abbiamo mandata alla fine di dicembre, e segnalando che il mancato rispetto del cronoprogramma può portare comunque delle falle nella sicurezza della pista, arrivando a ridosso delle Olimpiadi per i test event, e quindi ciò potrebbe portare anche degli incidenti, come è già successo del resto a Cesana, e quindi ne va di mezzo proprio anche la sicurezza degli atleti, perché adesso dobbiamo pensare che è un'opera sportiva, anche se adesso si parla solo di soldi, perché alla fine è quello, bisogna assolutamente spendere questi soldi, non importa se noi arriviamo a ridosso delle Olimpiadi, non importa se non abbiamo tempo, non importa se non facciamo i test event, non importa se facciamo le opere accessorie. L'importante è che questi 124 milioni, 81 per la pista più il resto, vengano spesi, e c'è questa cosa in testa che viene anche dalle lobby. Aspettiamo a vedere il CIO cosa dirà adesso. Bisogna che Malagò convinca il Comitato Olimpico a cambiare idea. Il CIO è contrario, quindi noi ci stiamo ostinando a fare un'opera a cui il CIO è contrario. Vediamo cosa succederà e poi... Grazie Marina Menardi, Presidente Comitato Civico di Cortina. Devo correre perché siamo proprio in saluti. Zanoni, come ci saluta? Ma saluto con una notizia non tanto positiva, a mio avviso, che venerdì 12 è stato sottoscritto un accordo, una convenzione tra il Presidente della Regione Zaia e la SIS per rendere un'opera dei cittadini veneti, finora sempre stata gratuita, ovvero la Via del Mare, renderla a pagamento. Ecco, con tutti i problemi che abbiamo, con i problemi che hanno le persone per far quadrare i conti a fine mese, avremo adesso che chi la usa ogni giorno per lavoro si ritroverà ogni anno, se è un cittadino con un'auto normale, una tassa da 1.000 euro, se ha un furgoncino un mezzo più pesante, una tassa da 2.000 euro, solo perché si è voluto fare un'opera che diventerà a 4 corsie per andare al mare, e perché ci sono i problemi soprattutto in agosto, quando ci sono le code. Uno sperpero anche questo di denaro pubblico, e tra l'altro fatto contro la volontà di 5 sindaci sia della provincia di Venezia che della provincia di Treviso, che per questa opera si sono opposti facendo ricorso al TAR. Io mi auguro che almeno i giudici facciano un po' di giustizia in Veneto, perché credo che questo sia un ulteriore affronto, soprattutto fatto con una ditta che per quanto riguarda la superstrada pedemontana veneta è in ritardo, ha un ritardo per i lavori da 3 a 6 anni. A proposito, se per la pedemontana veneta abbiamo accumulato un ritardo che va dai 3 ai 6 anni, io credo che qualche ritardo ci sarà anche per la pista da bob, quindi veramente è un suicidio quello di andare avanti in un'opera fatta in alta quota, dove ci sono 1000 variabili e dove mantenere un cronoprogramma sarebbe solo da miracolo.
Io aggiungo che i politici sono di passaggio, quasi tutti si spera, però i soldi poi rimangono da pagare a noi. Questa è la grande tragedia italiana che qualcuno non ha capito, che il politico può anche passare, ma i debiti li paghiamo sempre noi, il popolo italiano. Grazie anche a Andrea Zanoni, grazie anche a voi, la posta di Mirella. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Als kleines Mädchen hatte Tansy Espinal die unglaubliche Gelegenheit, neben Gorillas aufzuwachsen, einer der mächtigsten und dennoch menschenähnlichsten Spezies auf unserem Planeten. In ihrer Kindheit führten ihre Eltern ein Rehabilitationszentrum für Gorillas. Die Tiere kamen aus unterschiedlichsten Gründen dorthin. Manche waren verletzt, andere hatten ihr Zuhause verloren. Das Hauptziel der Einrichtung war es, den Gorillas ein besseres Leben zu ermöglichen, sie zu rehabilitieren, gesund und glücklich zu halten und möglicherweise wieder in ihre natürliche Umgebung zu entlassen. Die Mitarbeiter entwickelten eine enge Beziehung zu den Gorillas. Und da Tansys Eltern die Besitzer der Einrichtung waren, begann das kleine Mädchen eine starke Verbindung zu den sanften Riesen aufzubauen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Gorillas keine gefährlichen Tiere sein konnten. Wenn sie provoziert wurden, konnten sie zu ihrer wilden Art zurückkehren und aggressiv werden. Solche Situationen wurden in der Regel auf Missverständnisse zwischen den Mitarbeitern und den Tieren zurückgeführt. Deshalb hatten Tansys Eltern nie Angst davor, das kleine Mädchen mit den Gorillas interagieren zu lassen. Die Gorillas verstanden sehr gut, dass Tansy nicht zu ihnen gehörte. Dennoch wachten sie über sie und beschützten sie, wenn sie in der Nähe war. Es war erstaunlich, dass die Tiere eine so starke Bindung zu dem Mädchen entwickelten. Die intelligenten und emotionalen Tiere lernten sehr schnell das unbeholfene kleine Mädchen zu lieben und sich um sie zu kümmern. Sie setzten sich zu ihr und spielten mit ihr. Es war wirklich etwas Besonderes, dies zu beobachten. Doch irgendwann kam der Zeitpunkt, an dem die Gruppe von 10 Gorillas weiterziehen musste. Sie konnten nicht für den Rest ihres Lebens in der Einrichtung bleiben und mit Tansy spielen, so schön das auch gewesen wäre. Daher wurden sie auf eine Insel in der Mitte eines Flusses gebracht. Das war eine weitere Zwischenstation auf ihrem Weg zurück in die Wildnis. Auf dieser Insel konnten sie lernen zu jagen und sich in ihrem natürlichen Verhalten zu üben, ohne jegliche Gefahren. Tansy und ihre Eltern blieben die ganze Zeit über bei ihnen und passten auf, dass sie sich richtig anpassten und lernten, in der natürlichen Umgebung zu überleben. Sie verbrachten mehrere Monate auf der Insel, doch schließlich war es für die Gorillas an der Zeit, in den offenen Dschungel zurückzukehren. Es war ein sehr trauriger Tag. Die Gorillas kamen alle zusammen und verabschiedeten sich von Tansy und ihren Eltern. Trotz der vergangenen halbwilden Monate waren sie der Familie noch näher gekommen, insbesondere dem kleinen Mädchen. Es war klar, dass sie traurig waren, sie zurückzulassen. Doch es war das Beste für die Tiere, und als Gruppe machten sie sich auf den Weg in die Bäume. Es dauerte nicht lange und sie waren verschwunden, um hoffentlich ein langes und glückliches Leben zu führen. Viele Jahre vergingen und Tansy wuchs zu einer schönen und starken Frau heran. Sie erhielt eine gute Ausbildung und begann in der Stiftung zu arbeiten, die ihre Eltern gegründet hatten, um die nächste Generation von Gorillas zu rehabilitieren und auf die Auswilderung vorzubereiten. Aber auch nach all den Jahren träumte Tansy immer noch davon, die Gorillas wiederzusehen, die sie als Kind kennengelernt hatte. Würden sie sich überhaupt noch an sie erinnern? Sie hatte so viele Fragen, die ihr durch den Kopf gingen. Aber genau deshalb bat sie ihren Vater, sie auf eine Reise zu begleiten, um zu sehen, ob sie die Gorillas finden könnten. Glücklicherweise stimmte ihr Vater zu, und sie arrangierten eine Reise nach Gabun, wo alle Gorillas aus der Einrichtung im Laufe vieler Jahre freigelassen worden waren. Beide wussten, dass es eine schwierige Aufgabe sein würde, die richtigen Gorillas zu finden. Es gab 2, zu denen Tansy eine engere Bindung aufgebaut hatte als zu den anderen, und sie hoffte, sie zu finden. Ihre Namen waren Mary und Bob. Sie hatten eindeutige Markierungen, und Tansy war sich sicher, dass sie wiedererkennen würde. Die Reise dorthin war lang. Sie schien nie schneller oder einfacher zu werden, egal wie tief sie in den Dschungel von Gabun vordrangen. Aber sie konnten sicher sein, dass die Gorillas, die sie in dieser unberührten Wildnis freiließen, fernab von jeglichem menschlichen Kontakt in Sicherheit waren. Doch je weiter sie reisten, desto nervöser wurden sie. Es war ein sehr seltsames Gefühl. Sie hatte keineswegs Angst vor den Gorillas, schließlich hatte sie ihr ganzes Leben mit den Tieren verbracht. Aber es war fast so, als würde sie längst vergessene Freunde oder Verwandte treffen, von denen sie nicht sicher war, ob sie mögen oder überhaupt noch kennen würden. Doch selbst nach 12 Jahren war Tansy überzeugt, dass die Gorillas sie wiedererkennen würden. Schließlich hatte sich ihr äußeres Erscheinungsbild nicht drastisch geändert. Sobald sie mit ihrem Boot an Land gegangen waren, machten sich Tansy und ihr Vater auf die Suche nach ihnen. Sie waren sich sicher, dass es ein paar Stunden dauern würde. Doch überraschenderweise fanden sie schon nach wenigen Minuten Spuren der Tiere.
Sie folgten den Spuren und standen schließlich auf einer Lichtung vor einer Gruppe Gorillas. Und um die Sache noch unglaublicher zu machen, erkannten sie unter ihnen Mary und Bob. Als die Gorillas die Neuankömmlinge bemerkten, stürmten sie auf sie zu. Tansy und ihr Vater blieben jedoch ruhig stehen. Denn sie wussten, dass sie nicht vor den Gorillas fliehen sollten, da sie dies als Zeichen der Schwäche ansehen würden. Doch anstatt sie anzugreifen, umarmten Mary und Bob Tansy fest und sahen sie liebevoll an. Es war offensichtlich, dass sie sich an sie erinnerten. Tansy liefen Tränen über das Gesicht. Sie hätte nicht gedacht, dass sie so überwältigt sein würde. In den nächsten Tagen blieben Tansy und ihr Vater bei den Gorillas. Neben Mary und Bob gab es auch andere Tiere, die sie rehabilitiert und freigelassen hatten. Diese waren zwar nicht so freundlich wie die beiden, die Tansy als Kind kennengelernt hatten, aber sie tolerierten die Anwesenheit der Menschen trotzdem. Schließlich kam jedoch der Zeitpunkt, an dem sie die beiden Gorillas verlassen und zur Einrichtung zurückkehren mussten. Die Gorillas schienen jedoch nicht bereit zu sein, sich zu verabschieden. Sie umarmten Tansy und ihren Vater und schienen am Boden zerstört zu sein, dass der schöne Besuch zu Ende gehen musste. Es war ein herzzerreißender Abschied, aber Tansy und ihr Vater wussten, dass sie die Gorillas nicht für immer bei sich behalten konnten. Sie hatten ihre Aufgabe erfüllt, die Gorillas erfolgreich rehabilitiert und in die Freiheit entlassen. Jetzt war es an der Zeit, die Tiere wieder in ihrem natürlichen Lebensraum leben zu lassen. Es war ein trauriger Abschied, aber auch ein Zeichen des Erfolgs und der Hoffnung für die Zukunft dieser wunderbaren